Giornata di Cabudan de Sos Poetas. Questa sera abbiamo in programma 3 appuntamenti con la poesia, sia italiana che internazionale. Volevo solo ricordarvi che se avete piacere di sostenere il festival potete farlo nel banchetto qua vicino alla chiesa, acquistando il merchandising del festival oppure i libri che abbiamo pubblicato nel corso degli anni, o ancora fare una tessera sostenitore. I libri che presenteremo stasera, di cui si parlerà in questo incontro e negli incontri successivi, potete acquistarli qua nel banchetto della libreria, oppure abbiamo anche organizzato una libreria nel salone parrocchiale di fronte alla chiesa principale. Un'altra informazione di servizio: tutti gli incontri del festival sono registrati, vengono mandati in diretta su EIA TV, oppure per gli amici appunto che non possono venire qua a Seneghe potete trovare le dirette sulla pagina Facebook del Cabudanne. Per il primo appuntamento abbiamo invitato Vittoria Iacovella, che ci parlerà del suo libro I rompiscatole, storie di eroi senza mantello, pubblicato per Risfoglia Editore, insieme a Magda Sanna. Buona serata. Prova? Ok. Buonasera a tutti. Metti on. Prova. Quello di Magda non è acceso, ragazzi. Intanto vi ringraziamo per essere qui. Non ci metteremo gli occhiali da sole, perché altrimenti tra occhiali e mascherine vi sembreremmo due simulacri inespressivi. Vogliamo provare con... Ah sì, eccolo, funziona. Adesso sì. Allora, adesso funziona. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito e ringrazio anche Vittoria per essere qua in Sardegna. Non so se sia la prima volta. Onorata e felice. Per presentare questo bellissimo libro, che appunto è il suo secondo libro, mi sembra, perché comunque aveva scritto un altro libro sull'Islam per bambini. Sapete insomma che Vittoria è una giornalista, ultimamente fa appunto per l'Aria che tira, adesso lavoro a Rai 3 da un po'. Adesso a Rai 3 e per questo libro soprattutto ha avuto dei riconoscimenti importanti, insomma ha avuto una lettera appunto dal presidente Mattarella e poi soprattutto tutte queste storie hanno avuto un riconoscimento anche le storie stesse di questo libro. La prima domanda che voglio fare, poi comunque un nostro intendimento che quando ci siamo sentite era che il pubblico intervenisse, che comunque cercasse di essere partecipe. Quindi interrompeteci quando volete. Quando volete, esatto. Era appunto come mai questa decisione, anche se appunto magari è la casa editrice forse che ha avuto questa idea, o se era stata anche tua l'idea di scrivere un libro, visto che il lavoro di giornalista è un po' diverso rispetto a quello dello scrittore. Allora, sì, il lavoro di giornalista è diverso, però in questo libro racconto storie vere, che non è molto diverso da quello che faccio normalmente. La casa editrice mi aveva contattata dicendo portaci una proposta, semplicemente loro sapevano come lavoravo, avevano seguito alcuni reportage, alcune storie e per un periodo ho anche scritto delle storie ispiranti per Repubblica, quindi scritte, storie che magari erano buone notizie, fra virgolette, o un po' come sono queste, che però, mi cala la mascherina, quindi se mi vedete che faccio, che però trovano poca collocazione nella stampa, perché come ben sapete le buone notizie non sono considerate notizie, insomma.
Quindi loro mi hanno chiamata per avere una proposta e io gli ho detto, ecco, la cosa che mi renderebbe davvero felice è parlare di ragazzini che possano ispirare gli altri, quindi raccogliere storie vere positive. E lì sono partita. Sono partita da una delle storie. Allora, i rompiscatole sono storie vere di ragazzini che vengono da vari paesi del mondo e sono 5 maschi e 5 femmine, da vari ambiti linguistici, un'altra cosa alla quale tenevo tanto. E la prima storia che io ho portato è una storia che ho fatto con un reportage, allora per la 7, come dicevi tu, lavoravo per la 7, ed è la storia di Sayed. Sayed è un ragazzino partito come minore straniero non accompagnato dall'Afghanistan, è arrivato in Italia. Io l'ho conosciuto in un centro per minori stranieri non accompagnati che lui aiutava e mi ha raccontato la sua storia, che è rocambolesca a dire poco, perché ne ha vissute di tutti i colori. A 8 anni è partito e poi è arrivato sotto la pancia di un tir, insomma. E questa storia, oltre a essere appassionante, oltre a essere d'attualità, oltre a essere importante, a me ha toccato una corda molto profonda, che è quasi una corda, io direi, cioè c'è la genetica, no? E poi c'è anche una genetica psicologica, una genetica emotiva. Io sono abruzzese e tante persone della mia terra sono emigrate. Alcune di esse erano anche minori stranieri non accompagnati. La zia di mamma, che era poi la sorella di sua mamma, quella a cui lei più assomigliava, zia Lidia, fu mandata in Australia da sola, a 8 anni, un po' come Sayed. E pensate che poi lei è andata in Australia, ha fatto la fortuna, è diventata proprio la zia australiana, quella ricchissima. E prima di morire, prima che morisse, perché aveva un tumore, mamma è andata a trovarla e lei le ha detto, sai una cosa, sono andata tutta la vita dallo psicologo per questa ferita profonda che avevo, e perché il giorno in cui lei è partita, tutto il quartiere, tutta la via, pensate a un quartiere, a un paesello tipo questo, piccino, quindi parte una bambina, tutti vanno a salutare, i vicini, dice tutti sono scesi e mamma no. E lei poi a 65 anni, quasi 70, ha scoperto che la mamma non è uscita perché era svenuta dal dolore. E quindi Sayed ha suonato dentro di me come un qualcosa che io neanche sapevo bene di avere così tanto dentro, però ce l'ho. E quindi per questo l'ho raccontato, l'ho sentito così forte, così vicino. Quindi questo è stato lo stimolo, il primo racconto. Il primo racconto, che dà poi luogo anche a storie di giovani eroi senza mantello. Perché? Sì. Perché io poi, insomma, a Sayed faccio il reportage, poi lo invitano anche in studio perché la storia piace, e poi gli dico, Sayed, però mi devi fare un piacere. Io ho 3 figli, la prima figlia faceva allora nella quinta elementare, gli ho detto vai per favore a scuola di mia figlia a raccontare la tua storia, perché secondo me i ragazzini devono saperle queste cose. E lui fa, ma certo, con piacere, insomma vai e racconta. E i ragazzini ipnotizzati proprio completamente da questa storia, si avvicina a un compagno di mia figlia, Simone, lo tocca, gli dà la mano, tutto come i bambini serissimi, no? E gli fa, non avrei mai immaginato di conoscere un supereroe. E Sayed gli fa, no, vedi Simone, guarda che io ero un bambino esattamente come te, mi facevo male come ti fai male tu. Vedi che non ho il mantello? E da lì nasce quest'idea degli eroi, giovani eroi senza mantello, senza paracaduti, senza superpoteri, eroi che si fanno male, che se cadono non hanno materassi. Esatto, e anche il titolo che alla fine, cioè che all'inizio può sembrare una cosa negativa, alla fine invece nel libro proprio viene riportata in maniera positiva proprio per questo atteggiamento di questi ragazzi, quindi questo nome così particolare, ambiguo. Ambiguo, certo, perché se uno legge solo il titolo non si rende conto bene, appunto. Rompiscatole perché sono ragazzini che rompono copioni, che rompono schemi, che rompono regole
ma lo fanno con un anelito verso un ideale o quantomeno una bussola interna che ben chiaro gli mostra quale sia l'indicazione verso il bene e il male, perché i ragazzini ce l'hanno, ce l'abbiamo tutti e tante volte i bambini ce l'hanno più pulita quella bussola di noi, più lucida di noi, no? E come quando Sayed vede picchiare la madre e si accorge che non è cosa e che lui quella roba lì non la vuole fare, no? O altre cose che succedono ad altri ragazzini, no? E questi rompiscatole sono questo, sono ragazzini poi che si donano, che rompono le scatole, sì, quindi sembra una cosa negativa, ma in realtà si donano e cambiano il mondo così. Invece le altre storie, solamente 2 non le hai incontrati, invece le altre storie hai sempre cercato di incontrarli, sono state appunto degli incontri, delle telefonate, come hai fatto insomma a trovare questi, perché 10 non sono Poi, pochi. non avendo le Insomma, risorse per poter girare, tipo andare in Messico, purtroppo io ci sarei anche andata, ma abbiamo fatto con le videochiamate o anche con WhatsApp video, con Skype. Abbiamo fatto queste chiamate in cui ci siamo conosciuti e mi hanno raccontato le loro vite. Molte volte anche con i genitori le ho fatte, perché poi sono ragazzini, magari alcuni sono cresciuti, altri erano ancora piccoli, Piccoli, minorenni, e quindi io chiedevo anche ai genitori, insomma, si è instaurato comunque un rapporto di amicizia, di fiducia, un rapporto che tuttora resta molto forte, come se fossero un gruppo che resta a prescindere da tutto, certo. senza neanche essersi incontrati. Per dirti Carla, che è l'ultima storia, Carla l'ho intervistata che lei stava in Messico, io in Italia, quindi fuso orario, e poi lei parlava in spagnolo, io lo spagnolo lo capisco ma non lo parlo tanto bene. Allora ho chiesto al mio compagno, che invece ce l'ha fluente lo spagnolo, dammi una mano. E quindi era l'ora dell'aperitivo e quindi Alessandro ha detto vabbè mi porto un bicchiere di bianco, così mentre parliamo. Alla fine della storia era talmente dura questa storia, talmente sconvolgente, che Alessandro mi giro e aveva finito la bottiglia di bianco. No, ma... Ma Sì. infatti come hai fatto, a parte appunto Sayed, ma come hai fatto ecco, a recuperare, siccome sono storie, alcune questa molto forte, ma anche insomma l'altra, forse perché, forse l'hai detto anche tu, non mi ricordo, l'ho letto da qualche parte, però mi sono più impersonificata ovviamente come ragazzina, nelle ragazzine piuttosto che nei ragazzini. Come hai fatto a recuperare tutte queste storie così diverse, alcune molto pesanti, altre magari invece che toccano i temi dell'ambiente, oppure ecco, insomma, Valerio che è simpaticissimo anche solo senza conoscerlo. È quello che fanno gli autori, i giornalisti, tu cerchi, il mondo è pieno di storie, ovunque sono nelle parole delle persone che incontri, nei libri che ti suggeriscono. Per me è un continuo, appena sento parlare qualcuno che mi suggerisce un libro io me lo segno, lo leggerò o non lo leggerò, dipende, molte volte sì, però è un continuo cercare, un continuo, poi magari una storia è un indizio per un'altra. Visto che questi ragazzi erano insomma appunto da diverse parti del mondo, Sì, sono tutte fonti diverse, e tutte quindi fonti di sono tutte ispirazioni fonti, diverse. sì. In realtà ne parlavo oggi con la signora della libreria che c'era qui, che ringrazio ancora per aver portato i libri. Dicevo che quando hai un buon materiale, allora, la scrittura per me è come la cucina, sarà che mi piace cucinare, però se tu hai dei buoni ingredienti, non li devi impastrocchiare con troppe salsine o con cotture troppo complicate o violente. Se l'ingrediente è fresco, è buono, è genuino, devi fare in modo di non rovinarlo sostanzialmente, però poi è buono, è nutriente ed è anche buono di gusto. E i rompiscatole sono questo. È stato più difficile trovarli, quella fase lì di ricerca delle storie, ma nel momento in cui io l'ho trovati, nel momento in cui abbiamo stabilito un rapporto di intimità, quello anche forse è prezioso e non è immediato, però nel momento in cui loro hanno iniziato a raccontare, questi sono loro,
Certo ci ho messo un po' la parte onirica, mi sono dovuta calare, però sono loro. Le storie sono belle perché sono belli loro, non perché io sia così, questo fenomeno di scrittrice. Forse sono brava a cercare, questo sì, però ci vuole E curiosità. questo intendevo che, insomma, siccome sono storie molto diverse, sono ragazzi molto diversi di provenienza, sia culturale, sia familiare, insomma, anche l'altra ragazzina, insomma, che viene da un orfanotrofio, eccetera. Aurora Sirigu, che come cognome è un cognome sardo, poi non lo Sì. so. Insomma, storie così diverse, per quello che dicevo ci vuole una ricerca, insomma. Aurora, insomma, questa ragazzina con questo cognome sardo finita nella nebbia padana, sì, poverina, questa esatto. Infatti l'ho ambientazione riletto perché dicevo, incredibile. poi ho visto che non era in Sardegna. Poi. No, no. Allora, Carla che vi ho citato prima è una ragazzina messicana che è stata vittima di tratta. E Che era stata Aurora, anche abusata sì, dal compagno della madre, non era il padre, mi da sembra. Una cosa- qualcuno, da non si qualcuno, capisce sì, non bene so. nel Nel racconto racconto, almeno. sì. Poi, insomma, Aurora, la storia di Aurora, io ci ho pensato tantissimo se raccontarla o meno. Sai perché? Perché, allora, prima cosa devo dire che ho avuto un angelo custode che ha vegliato su di me durante questa scrittura, che è una psicoterapeuta dell'età evolutiva, che si chiama come te Magda, Sì, Magda di l'avevo Rienzo, ed detto. è una dottoressa alla quale io sono andata e ho detto, ascolti, io devo scrivere una cosa molto delicata, per una fascia d'età molto delicata, però voglio farla senza barriere, quindi ho bisogno di sapere che non sto combinando guai, che non faccio danni sostanzialmente. E quindi ho avuto lei, e anche nella fase della scelta, Magda è stata preziosissima perché lei mi ha detto, vabbè, che vorresti raccontare? Gliel'ho un po' raccontate così a brainstorming, no? E quando sono arrivata a Aurora, io avevo letto 2 righe su Aurora. Era stata premiata dal Presidente della Repubblica per aver salvato dal suicidio un suo coetaneo e l'aveva fatto grazie all'empatia dopo aver avuto una vita, lei, difficile. Queste righe e poi non c'era nulla, lei non era sui social, non era stata intervistata da nessuno, non era da nessuna parte, sto cognome Sirigu lì non si trovava. Insomma, come l'ho trovata? Ho chiamato il Quirinale. Mamma ti risponderanno. E invece una persona squisita che ha preso a cuore il progetto ha detto ti aiuto io. Non ci si crede. Infatti la madre adottiva, quando mi ha risposto, ha detto chi ti ha dato il numero? Io glielo dico. In realtà adesso siamo amiche, ci sentiamo di continuo, poi se... Però io Aurora la volevo raccontare e non la volevo raccontare. La volevo raccontare perché vengo da uno dei paesini d'Italia con più alto tasso di suicidi in Europa. Questo paesello ridente dell'Abruzzo dove vivo io, in realtà è bellissimo, però soffre questa piaga e siamo un po' tutti dei sopravvissuti. Tutti abbiamo degli amici che si sono suicidati o genitori di amici. C'è stato un periodo della mia vita, penso proprio durante le scuole medie, che in un'estate si suicidarono 8 persone. Cioè una cosa pesantissima. E purtroppo anche a me è successo di un amico che ha fatto questo e nessuno di noi amici è arrivato a fermarlo, nessuno di noi è riuscito, insomma. Quindi io la volevo raccontare, ma anche no. Magda vede questa cosa e mi prende il polso e fa: Vittoria, devi raccontarla, la devi trovare a ogni costo. Io no, proprio quello. Tante che te ne ho dette. E mi racconta che in realtà, ad esempio, in quella settimana in cui stavo scrivendo, c'era stato un tasso di suicidi di ragazzini altissimo, che non era stato comunicato per non creare emulazione. Però mi ha detto: Vittoria, è un tema super importante. E quando si riesce a
a aiutarli sono molte volte gli amici, grazie agli amici, quindi questa storia va raccontata. Quindi cerco Aurora, insomma riesco a trovarla e faccio questa Skype call in cui la madre adottiva Antonella fa un po' da mediatrice, ma Aurora all'inizio dire che era fredda e dire poco, era chiusa come un guscio inespugnabile. Mi rispondeva a monosillabi e io penso, vabbè, così come faccio? Perché io ci devo entrare dentro, devo arrivare ai sogni, devo arrivare... Insomma, poi le racconto questa cosa del mio amico e le dico, sai Aurora perché io voglio raccontare la tua storia? Perché avrei voluto essere te? Ci prende un piantarello a tutte e due, non esplicito, però così, e lei esplode e inizia a parlare, parla per ore. E la mamma muta vicino e dice cose che neanche la madre adottiva aveva mai sentito. Cioè, tipo la crepa, una diga, boom. E io stavo lì invasa da questo fiume fortissimo di emozione, di racconti, anche di me stessa, che è stata una cosa pazzesca, magnifica. Io non so definirla, so solo che quando è finita mi sono fatta un pianto, mi sono fatta una doccia Ci credo. e poi è uscito questo. Già, insomma, appunto la storia solo a leggerla, quindi immagino poi a sentirla Sì, veramente pesante. Quindi Però lei è stata generosissima. sì, sì. Cioè la storia è bella perché lei è generosa, perché decidere di raccontarsi è un atto di generosità infinita e lo puoi fare solo se capisci che valore può avere la tua esperienza. Vabbè, insomma, quindi sì, sono molto grata a Aurora e anche agli altri per questo. E poi, appunto, come dicevamo prima, parlando invece dei ragazzini, Valerio forse è quello più che colpisce, non so perché, perché è il primo nominato oppure invece anche lui con questo atto di coraggio e di eroismo che anche lui è stato premiato, Sì. lo stesso anche lui, insomma, da Mattarella, visto che salva comunque insomma, le ragazze dal mare, insomma, quindi anche quello, visto che è un ragazzo down, non è semplice, voglio dire, non è stata semplice la sua storia, immagino. No, e non è neanche semplice per i ragazzi immaginare un ragazzino down che diventa il tuo eroe. Nel senso, non è semplice la situazione, non è semplice per i genitori. Fra l'altro vi racconti quello che dicono le storie, non ve lo dico perché sennò che facciamo il Certo. doppione, vi racconto il dietro le quinte però. È successa una cosa molto pesante a Valerio dopo il libro, dopo le interviste. È successo che su Facebook è stato oggetto di bulli. Bulli fra l'altro adulti, che hanno iniziato a fare dei meme giocando sul fatto che fosse down, non potevi affogare, no, cose che io mi vergogno a ripetere, posso dirlo, quindi non le ripeto, però cose orribili. A un certo punto la notizia e anche gli screenshot di questo sono arrivati al padre, che i genitori ovviamente non ci hanno dormito, sono stati malissimo per questa cosa, perché Valerio è proprio un'anima pura, è proprio un ragazzo di una gentilezza, di una positività, di una bellezza che tu vuoi solo proteggerlo, e non ha malizia, cioè è un eroe ma non è pronto a affrontare la cattiveria del mondo. E da genitore una cosa del genere E quindi poi il padre ha denunciato queste cose, però ci siamo poi sentiti e ho detto, sai Giovanni, ma prova a fare una cosa, come comunicazione. Possiamo sia provare a dire disgraziati quelli che hanno fatto questa schifezza, a dire i loro nomi, denunciarli come è giusto che sia e tutto, sia possiamo provare a lanciare un hashtag o a creare qualcosa al contrario e a far vedere quanta altra gente invece c'è che lo segue, che ha voglia di fargli complimenti, che gli vuole bene
E quindi abbiamo lanciato una piccola campagna sui social sostenendo Valerio e valorizzando le persone che lo valorizzavano, che sono state tantissime. Quindi, come dire, siete 4 gatti scemi, siete 4 disgraziati, ma siete 4 vergognatevi perché... E quindi questa cosa poi è stata anche bella dopo, anche per i genitori, dai, sentirsi un po'... E in tutto questo Valerio ha anche trovato lavoro come bagnino. Oggi Valerio è più grande, è diventato maggiorenne e l'hanno assunto comunque per un ragazzo, cioè già trovare lavoro oggi è difficile, per un ragazzo down lasciamo e invece ha trovato lavoro in una piscina come bagnino e questa è una conquista bellissima perché la dignità di un lavoro per un ragazzo È molto bello anche nel libro questo, il QR code, dove poi si vedono veramente, realmente, sei andata a insomma, i sbirciare? no, Se ce io li l'hai ho guardati fatta? tutti, volevo vedere assolutamente Grande. i visi, perché nel momento in cui sono storie di fantasia, è chiaro che poi la fantasia uno se la crea quando legge un libro, no? Ognuno di noi, specialmente poi quando magari ci fanno dei film, ci immaginiamo i personaggi in un certo modo, anzi addirittura identifichiamo il protagonista, poi nel film è completamente diverso rispetto a quello. Quindi ero curiosa di vedere questi ragazzi. Tu, che Laura, alla allora qui fine... c'è una ragazzina, Laura, che ha partecipato al laboratorio che ha trasformato questi racconti in fumetti, giusto? Tu l'hai visti i volti veri di questi ragazzi? No, non sei curiosa? Perché infatti puoi andare a vedere col cellulare o col computer, puoi andare col QR code, col cellulare o col computer su un link e vedere le loro foto vere, anche dei video ci sono. Quindi User è stata anche tanto intervistata, ci sono delle interviste in inglese magari, però può essere anche... E poi c'è una cosa bellissima che mi ha offerto, che ci ha offerto gratuitamente una società di rilevazione satellitare che ha aiutato anche Felix, loro fanno anche delle cose di beneficenza, Felix e anche Bojan. Felix ha piantato milioni di alberi nel mondo e gli hanno mappato gli alberi dove servivano e dove li piantavano. Bojan ha inventato un sistema per raccogliere la plastica degli oceani che è partito, adesso sta andando benissimo, è partito l'anno scorso. E loro gli hanno fatto la mappa satellitare in aggiornamento continuo di questa isola del Pacifico che veniva raccolta. E dei rompiscatole hanno fatto di ogni storia la mappa, quindi si può andare a vedere il percorso che ha fatto Sayed, è fighissimo perché è molto lungo. È lunghissimo, è vero. E poi clicchi sui luoghi, vedi le loro foto. Sì, è molto carina, insomma, un po' è interattiva, ci sono i video, le foto, i documenti. Si può andare a curiosare. Anche con UNHCR avevano fatto la mappa dei movimenti dei profughi e quindi l'abbiamo ricollegata poi anche alla storia di Yusra. Certo. Yusra è una ragazzina siriana che stava a Damasco, città che io amo tantissimo perché ci ho vissuto per un po' di tempo. E lei faceva nuoto e quando è diventata una profuga anche lei si è fermato il gommone, l'ha trascinato a nuoto salvando anche gli altri e poi è arrivata alle Olimpiadi, è una cosa fighissima. Yusra, fra l'altro, ecco, per esempio Yusra la trovi su Instagram, è bellissima, è un personaggio vero, ormai un influencer, oltre a essere una rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, è una persona che comunica anche la immagine del rifugiato come persona che scappa dalla guerra, ma non è solo un disgraziato che fa schifo perché ha le pezze ovunque, è una persona con una dignità, dei sogni, delle capacità, del talento, cioè una persona non è contagioso, non intendo il Covid, no? Non è contagiosa la povertà, la disgrazia, anzi, può anche essere fortunato il rifugiato a un certo punto. E poi nel libro ci sono delle bellissime illustrazioni, questo te l'ho detto davvero
questa di Yusra e tutte le altre La vogliamo far associate. vedere, Sì, Yusra? facciamola vedere. Allora, le illustrazioni le ha fatte Lorenzo Santinelli, che è un giovane illustratore bravissimo, che ha capito, che ha inventato, ha trovato la parte onirica, perché i rompiscatole raccontano i fatti, però poi entrano un po' anche nella parte onirica. E una delle mie preferite è questa, che è Yusra, e mi piace tantissimo perché vedete che è dal basso verso l'alto, no? Dal fondo del mare. Yusra nuotava in piscina, ma aveva paura del mare profondo, di nuotare nel mare profondo. Non so se qualcuno di voi ha paura. Io immagino sempre lo squalo, ad esempio. Lei aveva paura del calamaro gigante che l'avrebbe portata giù. E questo gran genio di Lorenzo che cosa ha fatto? Ha illustrato dagli occhi del calamaro, dagli occhi della paura, dagli occhi di ciò che poteva portarla giù e non l'ha portata giù. Quindi questa prospettiva a me ha fatto impazzire. Ho detto, sei bravissimo. Bellissime queste Sì, foto. con le corsie poi della piscina, no? Anche olimpica, dove è arrivata. L'avete illustrata, Yusra? Laura, vieni un attimo, prendi un attimo il microfono. Prometto che non ti interrogo, devo solo chiederti una cosa interessante. Quali storie avete illustrato? Aspetta, metti on. Abbiamo illustrato la storia di Yusra e di Valerio? Valerio. C'è Michele che li aiuta. E di Valerio. Yusra e Valerio. Sì. Tutte e due le hai fatte? No, solo Yusra. Solo Yusra. Ah, quindi ho detto bene, quella che hai preferito. Sì. Era lungo il racconto? No. Era difficile da seguire il racconto? Un po'. Un po'. Tu quanti anni hai? 11, quasi 12. 11 anni. Non è facile. Qual è la cosa che ti ha stupita di più? Che ti ha fatto fare wow? Che Yusra comunque, nonostante avendo paura comunque del mare, si è buttata per salvare comunque delle persone e ha portato il gommone a riva, nonostante appunto la sua paura del mare. Tu anche hai delle paure? E anche io ho paura del mare. Anche tu hai paura, quindi ti sei vista un po' come sì. Lei? Beh. Allora, è qualcosa di coraggioso che ti è piaciuto di quello che hai letto? Questo sono tanti, anche quello di Valerio. Tutti e due avete scelto due storie dove c'è il mare sostanzialmente. Sì. È vero, 2 storie di mare, di Le nuotatori. Storie di mare, sì, esatto, ho pensato subito. Forse perché noi abbiamo il mare, perché siamo un'isola. Beh, direi. E da noi, per esempio, il mare, insomma, si rispetta per quello, perché sappiamo, insomma, alla fine... Beh, anche, non so se le avete lette tutte. Le avete lette tutte o ancora? No, ne abbiamo letto 3. Perché c'è anche il mare in Bojan. Anche lì c'è il mare di mezzo. E c'è anche una nuotata un po' magica, anche nella storia di Bojan. Te lo anticipo, poi te lo andrai a leggere. Michele, ti posso chiedere di venire un momento a dirci che cosa avete combinato in questi giorni a Seneghe? Grazie Laura, grazie tante. Allora vorrei un applauso a Laura, bravissima, e anche agli altri ragazzi. Adesso magari Michele ci dici che avete combinato? Allora, noi ragazzi del servizio civile insieme alla biblioteca di Seneghe abbiamo organizzato appunto un laboratorio di fumetto ispirato al libro di Vittoria. Abbiamo letto 3 storie il primo giorno e i ragazzi si sono soffermati più su Yusra e su Valerio. Le ragazze hanno puntato su Yusra, i ragazzi hanno puntato su Valerio e hanno realizzato delle storie appunto a fumetti. Io gli ho preparato delle didascalie con le vignette libere e loro avevano la libera interpretazione, quindi i dialoghi li hanno scritti loro, sempre ispirandosi al libro di Vittoria, e i colori e tutto quanto era loro libera interpretazione. Le tavole sono in mostra in biblioteca insieme alla mostra di Armir Greder
Sono visionabili il lunedì pomeriggio dalle 3:30 alle 7:30, e il giovedì dalle 9 all'1 e il venerdì dalle 3:30 alle 7:30. Se vi va di vederle, hanno fatto dei lavori bellissimi, sono stati fantastici e siamo molto contenti. Siete stati anche bravi voi. Io direi un applauso a questi ragazzi che davvero... Hanno avuto poco tempo, cioè in una settimana hanno realizzato 16 pagine di fumetto. Cioè si sono messi sotto proprio. Li abbiamo fatti correre, infatti Laura oggi è stanchissima probabilmente. Laura, sei sfinita, vero? Come ogni bravo illustratore. Però meritano, quindi se vi capita passate in biblioteca che siamo lieti di farvele vedere. Ma poi sono fantastici perché anche i tratti che cambiavano a seconda forse anche di come li percepivano. Perché a un certo punto, ad esempio, lui mi ha fatto vedere delle tavole e io gli ho detto, ma questo è un altro ragazzino, perché questo fa gli occhi grandi e questo li fa puntini. E quindi probabilmente invece io, non essendo magari qualche psicologo che sa analizzare i tratti dei ragazzi, saprebbe darci una spiegazione fantastica. Ecco, Magda Di Renzo saprebbe dirci di tutto di questa roba. Il calamaro di Yusra ha colpito molto anche loro, infatti. Il calamaro è... Infatti anche loro hanno fatto le tavole dove c'è il gommone con Yusra che lo spinge e il calamaro sotto che lo aspetta, e l'aspetta però non riesce a prenderlo. Anzi, chissà che quel calamaro alla fine non abbia dato un colpo per farla andare avanti. Chi volesse leggere il libro lo può trovare in biblioteca nelle prossime settimane, in libreria. Se siete curiosi... Michele, grazie tantissimo. Grazie a voi. Grazie ai ragazzi del servizio civile. E viene disinfettato prontamente il microfono. Allora, in queste 10 storie, appunto tutte vere, mi ha colpito anche che ci fossero 2 storie che sono vere, però che sono appunto quella di Braille e quella che sono un po' datate rispetto... Gli altri sono tutti vivi. Esatto. Anche Ruby è Ruby. viva, ma è introvabile. È assurda sta cosa, io non so perché, però è viva Ruby. È sotto protezione probabilmente, non siamo riusciti a capire. E Braille invece, avete presente la scrittura Braille, quella che c'è sui biscotti o le medicine o gli ascensori, la scrittura Braille? La scrittura per i non vedenti, insomma, scrittura Braille. La scrittura Braille è stata inventata da un 12enne. Io quando l'ho scoperto sono rimasta... che ha una storia degna di un film. Ma lo sapevi già? Oppure non lo so come l'ho trovata. Come l'ho trovata? Non lo so, non me lo ricordo. Vabbè, cerca. No, perché infatti, siccome appunto era una storia io provenendo pazzesca. dalla biblioteca conosco abbastanza, perché ci sono tutti insomma i programmi. No, allora ti devo ammettere che ho avuto delle fonti in tutte le lingue. Cioè ho letto, guardato, cercato in tutte le lingue, almeno quelle che capisco, quindi in francese in questo caso. Questa è stata una cosa, ecco perché non sempre, magari in italiano non c'è un libro su Braille, ma ci vorrebbe un film. Certo, sì, ci vorrebbe un film, sono d'accordo. Anche di una grande produzione. No, neanche io la sapevo la storia. È magica come è un ragazzino di 12 anni che era rimasto cieco per un incidente, perché il padre faceva il sellaio dopo la rivoluzione francese, siamo nella Francia del dopo rivoluzione, ed è rimasto cieco perché lui, giocando con il punteruolo che il padre usava per bucare il cuoio delle selle dei cavalli, a un certo punto ha bucato una cosa, gli è scappata e gli è entrata in un occhio. Quindi un occhio è andato così, l'altro è andato via per un'infezione, perché poi l'infezione è corsa, ha preso anche l'altro occhio e a un certo punto lui non ha visto più nulla. Ed era un ragazzino intelligente, sì, certo figlio di un sellaio e non di un grande intellettuale, però un ragazzino curioso, intelligente che amava la musica. E a quei tempi un ragazzino disabile, un ragazzino non vedente, era come una pianta che si teneva in casa in attesa che campasse, più o meno quanto campa non si sa. E lo mandarono in un istituto per ciechi
terribile, dove però a un certo punto lui ha iniziato a pensare, lui aveva una gran voglia di leggere, c'erano dei sistemi che erano stati un po' inventati, dei sistemi costosissimi, con le lettere contornate, col metallo, insomma cose poco fattibili. E in realtà lui questa scrittura, che oggi è poi la scrittura che viene usata in tutto il mondo da tutti i non vedenti, che ha reso autonomi intellettualmente tantissimi non vedenti, l'ha inventata facendola, è pazzesco, non l'ho scritto io per un artificio letterario, è quello che è successo, con quel punteruolo che lo accecò. Con quel punteruolo lui ha tracciato i primi punti e con quel punteruolo lui si è emancipato, è diventato quello poi che è stato seppellito nel Pantheon in Francia, assieme ai re, assieme alle persone che avevano fatto qualcosa di grandioso. E in effetti queste due storie, che sono quelle diciamo del passato, più che altro si equiparano da un certo punto di vista, forse, no? Perché lei, la ragazzina, insomma, è la Ruby, la prima bambina di colore, esatto. che va in una scuola di bianchi. Quindi, Mamma mia. Insomma, una cosa Ruby molto Bridge pesante. è questa, non Ruby quella Ruby di berlusconiana memoria, no, un'altra. Ruby Bridge era questa bimba nera che è stata la prima in una scuola di bianchi a New Orleans, quando decisero che bisognava iniziare a mischiarsi. Ma i neri non avevano voglia di mandare i propri figli come carne da macello nelle scuole dei bianchi. Tra l'altro c'era il test d'ingresso, difficile da superare, e poi Ruby è stata per un anno da sola, che significa che questa bambina, questa creatura di 6 anni è arrivata in classe, noi ci preoccupiamo del bullismo dei nostri figli, se qualcuno gli dice qualcosa di brutto e magari li può toccare, questa bambina è entrata fra gli sputi, fra i cartelloni che la insultavano. Secondo me è probabile che abbiate visto la foto, perché c'è una foto storica di questa bimba nera con un vestitino bianco e scortata da 2 agenti federali. È impressionante, molto fiera, tutta dritta, però questa bambina è stata a scuola per un anno da sola perché i genitori degli altri bambini si sono rifiutati di mandare i figli. E non è stata una passeggiata. Pesante per un La cosa bambino così interessante piccolo. è di tutti questi ragazzi, come di anche delle nostre vite personali, poi è che loro hanno fatto grandi cose, ma non è che sono nati così sicuri di sé e così sicuri che stavano facendo, cioè non sapevano il finale, come dire. Quindi i dubbi, quindi Ruby a un certo punto non mangiava più, quindi a un certo punto una mamma ha avuto la felice idea di mandarle per scherzo una bara con una bambola nera dentro, cioè cose incredibili. Ha una fetta di torta avvelenata, quindi poi lei a un certo punto non mangiava più perché non si fidava. Infatti sembrano talvolta in alcuni pezzi delle cose che stenti a credere che siano... No, ma se le inventate Vittoria? No, non me le sono inventate io. Che siano successe veramente, sia quelle che poi sono positive, sia invece poi queste terribili, di queste situazioni che magari si vedono, si sanno, si leggono nei libri di storia, però è diverso. Però quando poi le senti sulla carne, Sì. Perché poi i racconti ti diventano carne viva, Esatto, e quando le che- senti lì dici no dai, per dimmi che non è quello- vero. Per quello sono andata a vedere le persone effettivamente lì Volevi dal sapere che QR non code, era volevo vero tutto, sapere se vero? erano tutte vere. Quindi magari c'è qualcuno del pubblico che vuole chiedere qualcosa rispetto a quello che avete sentito finora, vuole chiedere qualcosa a Vittoria? Cioè, nelle scuole c'è sempre il ragazzino che alza il dito e dice secondo me non è vera quella cosa. E io comincio, giuro. E nelle scuole, ecco, che hai detto le scuole, che magari se sei già presentato il libro, mi sembra che Sì. hai fatto già, insomma, con i ragazzi. Che riscontro hai avuto, insomma, sempre per questa fascia di età più o meno come la loro, o Sì, anche più grandi? La loro è anche un pochino più grandi, poi anche con gli adulti, vabbè. E i ragazzini sono stupefacenti, sono incredibili.
Allora, i laboratori più belli ovviamente sono quelli in cui i ragazzi avevano letto il libro e quindi poi sono stati lì curiosi di chiedermi dietro le quinte di quello che avevano letto. C'è stata vabbè, ce ne sono stati parecchi che mi hanno proprio lasciato a bocca aperta, però ce n'è stata una in una periferia di Roma, a Tor Bella Monaca, una periferia difficile, una scuola dove sono entrata, c'era uno che gridava e batteva la capoccia al muro, un altro che rincorreva, un altro che toccava il sedere, un caos. Io entro, vabbè, con questi insegnanti che avevano tutte 20 anni, perché si vede che ci mandavano solo le giovani. Oppure gli altri non ci volevano Non ci andare. lo so, vabbè, questa scuola. Rinunciavano. E c'era, a un certo punto abbiamo letto dei pezzi e io vedo questi ragazzini che avevano 12 anni, ma sembravano tutti parecchio più grandi. E dico, vabbè, forse loro sono abbastanza forti da reggere Carla, perché di solito leggo gli altri, non è Carla che comunque Carla è pesante, è proprio sì. tosta. Poi l'ho trattata con delicatezza la questione, però loro capiscono benissimo quello che vuoi dire. E leggo il primo pezzo di Carla, poi se volete ve lo posso leggere un pezzettino. Anzi, ve lo leggo, dai, e poi vi racconto che hanno detto i ragazzi. Oppure dite voi qualcosa, così almeno, se no... Anche questa immagine di Carla mi piace. Carla, sì. È come la sua schiena ha le corde come quelle di un violoncello, con una corda spezzata. C'è poi il riferimento alla musica. Allora, la pelle. La pelle è il confine elastico che separa la nostra anima dal resto del mondo. Siamo come strumenti che risuonano al tocco degli altri. Non è infatti la stessa cosa se a sfiorarmi la mano è la mamma, una farfalla o una persona che vuole allontanarmi. Si chiama sempre tocco, avviene sulla stessa pelle, non lascia segni, ma ha effetti completamente diversi nel suono che la mia anima emetterà di conseguenza. Ecco perché conviene dare ascolto ai segnali della nostra pelle. Quando è arrossata, morbida, irritata, ci sta raccontando qualcosa. In Messico, ad esempio, questa è una conoscenza con una radice antichissima. Secondo i saggi aztechi, è la pelle che lascia intravedere la luce divina che è in noi. Carla impara prestissimo questa lezione. Le carezze di quando nasce, le botte man mano che cresce. A 5 anni, la prima volta che qualcuno la accarezza e lei si spegne. Non sa ancora leggere e contare, ma ha già dentro sé la bussola del bene e del male. E questa le dice che quel tocco è un'attenzione malata, cattiva. È piccola però e non riesce a fermarlo. E quando è tutto finito, corre a lavarsi, ma quell'odore, quel senso di sbagliato, non va via. La mamma non l'ascolta, forse non ha tempo di pensare a lei che è solo una dei 6 figli, forse non le crede, o forse non lo vuole sapere la mamma, perché poi dovrebbe fare qualcosa. Carla è una bambina violenta, rabbiosa, ribelle. Carla con i suoi grandi occhi scuri, mentre si abbraccia da sola alle ginocchia che nessuno correrà. Carla è una rompiscatole, che la notte vorrebbe cancellare quei ricordi, ma non ci riesce e piange. E questo è l'inizio di Carla. Allora, vi dico che cosa hanno detto i ragazzini di Tor Bella Monaca. Allora, prima una ragazzina ha preso la parola, una ragazzina che sembrava una di 16 anni, ne aveva 12, e ha detto: io la so quella bussola. E io mi sono sentita le gambe, le mani molli, che ancora me le sento. Dice: quando senti che è colpa tua.
E siamo rimasti così. E poi un ragazzino che era lì ha detto: a me mi ha fatto schifo. E io muta. Poi erano tutti zitti, ho detto: ma ti ha fatto schifo il racconto, quello che ti ha fatto schifo? E lui ha detto: a me mi ha fatto schifo quello che gliel'ha fatto, perché non mica è colpa sua. E quindi la ragazzina che era lì ha ripreso a respirare, ed è stato pazzesco quello che hanno tirato poi fuori questi ragazzini da sta cosa. incredibile. Quindi lei a un certo punto hanno iniziato a parlare di maschi di sta cosa. Ecco perché io ho scritto di maschi e femmine, perché io vorrei che non mi va di parlare di femmine fra femmine, di maschi fra Certo. maschi, no? La Beh, cosa ma più anche questo bella che per hai me è fatto che a un il certo punto di 5-5, lei abbiano iniziato a parlare i maschietti giusto. e a dissociarsi e anche a dire non era colpa di Carla, a difenderla, a vedere lo sguardo di questa ragazzina che ha detto sta cosa della bussola, smarrito e confortato, ed è stata una cosa Beh, incredibile. non è facile Sì. sicuramente, poi per questi Però temi, insomma. sì, ci sono tante cose dentro sto libro, perché Certo. Storie di coraggio, sì, bisogna- molto. Che non si capisce neanche quando nasce, questo l'hai detto prima, Ma dove è uscito in sto coraggio? come improvvisamente loro lo trovino, ecco, da storie così difficili o comunque complicate, Imperfette. imperfetti loro, quindi comunque sicuramente è un aspetto molto positivo per tutti i ragazzi, insomma, che possono avere dei problemi appunto sia di bullismo ma anche di qualsiasi Sì, ma altro anche genere, per uno chi problemi non spirito, ne ha. Cioè, anche per io chi ho imparato problemi non ne io ha, è da vero. donna ho imparato tantissimo da loro. Cioè, io ho avuto un'esperienza pazzesca con i rompiscatole. Da donna, da madre, da cittadina, da persona. Io ho imparato, cioè, sì, un po' mi hanno cambiato anche la visione del mondo. Sebbene io cercassi quella visione lì, perché se ho cercato il loro sguardo, però posso dire realmente che da persona adulta mi hanno dato tantissimo. Perché magari appunto se si rompono le scatole in questo modo come rottura degli schemi ha un senso, voglio dire, per arrivare a qualcosa, ecco, come poi fanno loro, ecco, tutti i protagonisti alla fine, perché poi alla fine qui non c'è un protagonista ma ci sono 10 protagonisti, Sì. quindi questo è molto bello sicuramente. C'è qualcuno che appunto vuole fare qualche domanda rispetto a quello che abbiamo detto, chiedere qualcosa a Vittoria rispetto appunto a queste esperienze che non sono state sicuramente semplici da raccontare. Mi ha colpito anche molto questo di poi riportare alla psicoterapeuta, insomma, questa storia. L'ho trovata molto interessante, non usuale, non lo so poi se... Però io credo molto nella psicoterapia. No, non so se tutti gli scrittori, voglio dire questo, no? Gli autori magari che si mettono a scrivere, non so sinceramente, No, non lo so, di fatto, non lo che so. scrivono per Però, bambini, eccetera. Ecco. sì, però... Qui c'erano delle storie però, particolari, però quanti effettivamente. scrittori decidono di scrivere a una fascia così giovane di molestie, di No, suicidio, certo. cioè, quindi o accettavo la sfida, però volevo una spalla forte, oppure magari... Un'ottima scelta. Ultima Sì, lei è scelta. stata importante. Ma poi, come ogni libro, è un lavoro di squadra. Questo E poi c'è bisogna il dirlo. gruppo, certo, di quelli che ti hanno sorretto, di WhatsApp, dei Cioè, il gruppo, ragazzini. allora, Quelli la li ho squadra è visti lo così. C'è la stesso. casa editrice con la mia editor Sara che si sorbiva tutti i miei dubbi, cose. Poi scrivevo la parte della scrittura, era quasi la parte più semplice, la parte finale. È proprio il lavoro prima. E poi c'è il gruppo WhatsApp perché dovete sapere che ho 3 figli di 11, 12 e 14 anni e che quindi quando ho deciso di scrivere questo libro per questa fascia di età ovviamente chiedevo consigli a loro. Anzi, all'inizio, quando la casa editrice mi ha chiesto di presentare un progetto, io ho pensato a Alle qualcosa. fake news, quello mi ha fatto ridere. E io penso, però se posso dire, sempre per il lavoro che facevo di più prima,
Assolutamente, infatti i ragazzini, ma anche più grandi, direbbero: ma cosa ci Ma che che ci interessa delle Allora io fake chiedevo news? ai figli, mia figlia Maya, quella più grande, fa: mamma, queste sono le classiche cose che quelli della tua età pensano che interessino a quelli della mia età. Vabbè, bruciata, niente. E poi faccio: vabbè, allora che vorresti? E lei mi fa: ma una cosa sulla vita, su come sopravvivere a scuola, alla vita, all'amore, agli amici, alle delusioni, sulla paura. Una Cioè, cosa un manuale su leggerina. come vivere, a saperlo. Manuale di sopravvivenza. Però in realtà poi è quello che ho cercato. Non glielo posso dire io come si campa, perché anch'io lo sto ancora scrivendo il mio libro personale e sto ancora cercando di capirlo, come si sopravvive alle proprie paure, ai propri mostri, ai propri calamari giganti. Però gliel'ho fatto raccontare dai loro coetanei che hanno fatto qualcosa di straordinario e quindi in questo senso penso di averli accontentati. Poi loro hanno fatto il gruppo WhatsApp con gli amici e quindi lì poi è nato il titolo I rompiscatole, che è nato da una consultazione con loro, così come l'idea della story map. Ah, Perché io che ecco, facevo? carino. Gli dicevo: vorrei raccontare questa storia, quest'altra, questa, che ne pensate? Anche per sondare un po' l'interesse. E magari gli mandavo dei link a una fonte che avevo trovato, o una foto o qualcosa. Tutto questo materiale di fonti che ho accumulato a un certo punto mi sembrava sprecato. Per questo poi è nata Beh, una la story bellissima map idea, molto online, perché ce carina. l'avevo, che fai? Lo butti? No, non si spreca niente. E anche la prefazione mi ha colpito quando dici dovete stare in... Lì mi è venuta in mente mia figlia, vabbè, che mi sono Che è qui impersonificata. presente, dov'è? Vabbè, non di- Eccola. No, questo pezzo mi ha fatto troppo ridere quando dici che bisogna... No, sì, no, non nella prefazione, nella tua istruzioni per l'uso e misure di sicurezza. Che c'è questo pezzo dove bisogna stare sotto silenzio, senza alcun rumore, spegnete i cellulari, concentratevi su quello, è molto carino. Sì, ricavatevi un momento per voi. Non è un videogioco, Non è un videogioco dove ci sono però questo l'hai i deciso cattivi e i tu, non te buoni. l'hanno detto i ragazzi, i No, ragazzini. no, certo che no. Però ci tenevo Carino. moltissimo alla questione del giudizio, perché a un certo Ah punto le sì, misure di sicurezza dico: ecco, adesso immaginate un anche grande questo è pulsante molto davanti a bello. voi, c'è scritto giudizio, premetelo e spegnetelo per il tempo, se volete, per il tempo del libro, se poi vi piace anche oltre. Perché questi ragazzi mi hanno messo veramente in mano a nudo le loro anime, mi hanno messo in mano i loro difetti. Cioè io gli chiedevo: raccontami i tuoi difetti. Cioè, con degli esiti a volte comici del loro sentirsi difettosi in cose assurde. Però loro veramente si sono offerti, quindi io ho un senso di protezione verso di loro che dovevo comunicare al lettore e anche verso le loro famiglie imperfette, famiglie che hanno fatto il meglio che potevano, ma che non sempre Beh, certo, è difficile. perfetto In quello che sostanza tu sei potevano. stata raccontando le loro storie, è quasi la loro psicoterapeuta da un certo punto di È vista, un perché loro po'... ti hanno raccontato, magari le avranno raccontate tante volte, però magari in un libro, non lo so se Sì, poi tutti... rileggersi effettivamente quello che mi hanno detto, rileggersi è stato anche per loro terapeuta, perché io poi ovviamente prima di farlo uscire ho fatto leggere a loro, ai loro genitori, nel caso di Aurora anche all'assistente sociale, perché ho detto: "Oh, io non voglio far del male a certo. nessuno." E loro hanno detto che sì, anche per loro è stato terapeutico poi arrivare a rileggersi. Poi non so quanto raccontarsi, perché io non è che facevo, cioè una terapia è una terapia, Sì. una persona che ti ascolta è un'altra cosa, che fa domande che fa domande punto, non c'è giudizio nel mio racconto, no? C'è un porgerlo Beh, uno psicoterapeuta con non ti cura, giudica, non ti deve non ti deve giudicare, giudicare questo, ma in assolutamente. realtà non dovremmo Cioè, giudicare nessuno, né infatti. come giornalisti, a prescindere da quello che sembra, cioè il lavoro del giornalista che ti deve mostrare la realtà, che ti deve svelare. Io poi ho fatto anche tante inchieste,
Però il giornalista non deve giudicare, il giornalista ti deve riportare i fatti, e questa è una cosa che ti deve portare i fatti e poi possibilmente dirti anche da che punto di vista sono stati colti, perché poi ogni punto di vista ha una luce diversa, un'inquadratura Certo. diversa e un effetto diverso. Quindi questa cosa, e il giudizio è una cosa pesantissima su noi stessi prima di tutto e sugli altri, però nelle relazioni. È una cosa abbastanza pesante da gestire, onerosa, con degli effetti collaterali gravissimi, perché quando non giudichi una persona, quella persona molto probabilmente sarà libera di essere davvero se stessa e di darti il meglio di sé. Assolutamente, penso di sì, che sia così. Insomma, è un semplice discorso delle volte, complesso. sì, è un discorso che però, complesso. anche lì, Non siamo noi le persone per poter... la cosa stupefacente è che il discorso sul giudizio l'hanno capito prima e meglio i ragazzini certo, che gli adulti. beh, sì. È possibile che siamo diventati così schiavi? Perché i ragazzini, specialmente nella preadolescenza e nell'adolescenza, soffrono tantissimo per il giudizio dei compagni, il giudizio degli adulti, lo sguardo esterno su di loro, li fa soffrire in un modo struggente, poi quello che ho capito. E me lo ricordavo, ma non me lo ricordavo così bene, perché un po' di anni sono passati, confessiamolo. Invece per gli adulti su questa cosa del giudizio a volte la vedono come, vabbè, ma che faccio? Rinuncio al mio pensiero? No, non rinunci al tuo pensiero se rinunci al giudizio. Puoi rimanere È comunque vero, un essere sono d'accordo, senziente assolutamente. e ascoltare una persona senza... È vero. Nessuna curiosità quindi su Vittoria, su questo libro, su tutto il lavoro che è stato fatto, tutta l'esplorazione psicologica e geografica, perché insomma c'è anche tutto l'aspetto, insomma tu sei anche molto legata, hai lavorato anche per Greenpeace mi sembra, giusto? Sì, quindi sei anche tanti molto anni fa. legata ai temi temi sull'ambiente, dell'ambiente. molto legata insomma a spronare questi ragazzi, ecco, questi che speriamo davvero che poi sono il nostro futuro, quello che dico sempre, se non lo fanno loro, noi insomma abbiamo già fatto quello che potevamo fare, i danni che potevamo fare. Quindi loro devono fare il futuro, tante volte anche a me è capitato di dirlo, insomma. Se gli diamo spazio, perché Hai purtroppo... ragione, è vero, delle volte ci sono gli adulti che sono un po' ingombranti. Non c'è molto è verissimo, spazio. È vero. Ne parlavo poc'anzi con una delle volontarie di questa cosa dello spazio. Purtroppo i ragazzi adolescenti non sono neanche un vero e proprio target commerciale per l'editoria, perché non sono bambini e non sono adulti e quindi non sono target. Vabbè, no. Questa è una cosa che mi piacerebbe vedere fra le future rivoluzioni italiane, far sì che i ragazzi della fascia tra i 15 e i 18 abbiano uno spazio, una dignità loro letteraria, contenutistica, maggiore, sì. anche economica, che non è solo l'economia legata all'abbigliamento, perché adesso se guardi c'è questa fascia, hai solo gli accessori dell'abbigliamento, preferibilmente delle femmine. No, proprio di contenuti che non è fare i giovanili e parlare con le K, con gli hashtag no, che è proprio di contenuti che loro hanno e che gli interessano, di ascolto. Questo mi piacerebbe tantissimo che si sviluppasse nel nostro paese, però questo non è un libro solo, cioè qui c'è scritto 11 anni, però può essere letto da tutti, anche dagli adulti, anche assolutamente, soprattutto per vedere alcuni aspetti di fragilità anche che un figlio, un bambino, un ragazzo che noi avviciniamo, insomma,
o che c'è vicino. O Insomma, anche può- quelli che ci siamo portati dietro. o quelli che ci siamo portati dietro noi. Tutti i è calamari vero. Tutti i che calamari. abbiamo nell'armadio. Noi ce li mangiamo i calamari, magari quelli meno giganti, Quelli piccoli. quelli più piccoli. Quindi- Va bene, insomma, non so se avete domande, altrimenti io vorrei ringraziare il festival che mi ha portata fin qui, che mi ha onorata della vostra presenza. Siete tantissimi, veramente grazie, grazie davvero per questa ospitalità stupenda, per farmi scoprire Seneghe, che è un posto in cui il cuore può battere con più calma. Grazie a te Vittoria di essere Grazie qua. a voi tutti. E grazie al festival di aver invitato anche me per presentare questo bellissimo libro. Grazie che per comunque, essere stata questa condottiera Figurati. in questa intervista. Figurati. Davvero, Magda. E questi rompiscatole, che ci siano anche sempre più rompiscatoli, insomma. Sì, speriamo. Grazie Soprattutto a per loro, per il loro futuro. tutti. Se volete i libri sono lì e Certo. grazie tante. Prendi il microfono disinfettato. Esatto. Grazie, allora grazie mille ai nostri autori. È il tempo di sanificare, iniziamo subitissimo col secondo appuntamento. Grazie ancora. Allora siamo pronti, non vi rubo altro tempo, solo per introdurvi i nostri ospiti. A parlare del libro Distratti dal silenzio, diario di poesia contemporanea di Stefano Dal Bianco, l'autore
è con noi e viene introdotto da Azzurra D'Agostino. Buona serata. Buonasera. Il vetrino. Una sera ero in ritardo. Con un asciugamano inavvertitamente ho urtato una preziosa bottiglietta di profumo che è caduta. I pezzi sono stati raccolti, quasi tutti in un primo momento, altri nel corso del tempo, a mano diminuendo le proporzioni dei reperti. Dopo un mese, in un anfratto del pavimento, è comparso un vetrino trasparente, ma nessuno l'ha raccolto. È passato altro tempo. Ogni volta che entravo nel bagno, lo vedevo e mi ripromettevo, prima di uscire, lo raccolgo e lo butto, e nelle mie faccende lo tenevo d'occhio, perché non se ne andasse o scomparisse tra le frange del tappeto o altro. Ma il bagno libera i pensieri e al momento di uscire dalla stanza un'altra memoria ne prendeva il posto e il vetrino è rimasto e negli ultimi giorni è diventato un'ossessione all'ultimo secondo regolarmente rimossa. E oggi mi sono impuntato. Mi sono concentrato più di ieri e più dell'altro ieri e ce l'ho fatta. È stata una vittoria graduale di una memoria su altre memorie. Ho allungato la mano e con sorpresa il vetro non ha opposto resistenza. È stato docile, si è fatto raccogliere, come se per tutto questo tempo avesse atteso me, il mio intervento. Adesso non so se per pietà, per un senso del dovere, per rispetto o per amore l'ho posato sul nero della scrivania davanti a me e scrivendolo contemplo e raccolgo la sua storia di cosa legata alla mia e uno stesso appartamento ci contiene. Sono orgoglioso di averlo salvato e lui risponde alla luce e manda timidi bagliori. Ma io ci vedo dentro il firmamento e questa notte lo metto all'aperto e me lo guardo, perché c'è la luna, perché ritorni nella chiara altezza di cobalto il cielo. Alla mia stufa, alla fatica. Per poterla riattizzare presto la mattina dopo e trovare anche la stanza meno fredda, ogni sera faccio in modo che si crei un bel letto di braci per il ciocco che vi depongo prima di chiudere la presa d'aria. Questa sera le braci sono molte, anzi moltissime, una vera montagna incandescente, con tutte le valli a ombrio e assolatio, e con torrenti e fiumi e laghi rossi e neri sbuffi e feste di paese. Io mi sono fermato incantato davanti al frutto di tanta mia accortezza e anzi ho creduto di vedere, anzi ho veduto una cosa che poteva assomigliare ad un rubino vermiglio di un sangue che poteva soltanto essere il mio, di tutte le volte che carico la stufa e trasporto la legna nei giorni di sole, nelle notti di neve, e ogni parola acquista un peso che la fa quasi onnipresente, una letizia di accorgersi di sé e una veduta sul mondo reale
che dura poco, ma la lascia raggiante e pronta e sofferente per una nuovissima fatica. Sì, ancora un brillantino. Si vede e non si vede, verde su verde, a seconda di come si sposta la testa. Il cuscino è verde e in un punto il verde, lo stesso verde, brilla. È chiaro che c'è un brillantino che difficilmente sarà verde di per sé. Più probabile è che rifletta lo stesso verde del cuscino. Il punto è che questo punto o acme del cuscino sparisce se muovo la testa. Se muovo la testa vedo solo l'opaco del cuscino. Dovrò allora mantenere ferma testa e volontà per ficcarmi nel mondo trasparente di quel verde. Un'altra peculiarità è che se mi avvicino per vedere che cos'è che brilla, il verde luminoso prima si cangia in rosso fuoco e poi non c'è. Quando faccio per prenderlo, non c'è. E infatti ho spostato la testa e ciò che prima era volontà è diventato desiderio umano senza volontà. Vi ho letto, no? Abbiamo cominciato così, vi ho letto 3 poesie che io ormai chiamo la trilogia del brillantino e che sono arrivate ciascuna a distanza di 10 anni una dall'altra. Passo la parola ad Azzurra. Va bene, grazie. Grazie Stefano. Allora, sono molto contenta di presentare, o meglio, provare ad attraversare a partire dalla scelta, secondo me, perfetta di iniziare dritti su una lettura, no? Che possa dare la misura anche a chi non conosce la poesia di Stefano Dal Bianco di che tipo di lavoro fa da molti anni sulla lingua. E questo lavoro è stato affrontato in termini teorici in 30 anni di scritti, di conferenze, di resoconti, di magari risposte a domande venute da università o altre realtà, e sono stati raccolti in questo testo di Quodlibet che si intitola Distratti dal silenzio. E credo che la cosa veramente potente di questo libro sia il fatto che mette sul piatto delle questioni essenziali e lo fa con trasparenza fin dall'inizio. Ci sono i primi saggi, il libro è raccolto in ordine cronologico, i primi saggi sono degli anni '80 e arrivano da un'esperienza di scrittura collettiva, di pensatoio collettivo, che era una rivista che si chiamava Scarto Minimo e che era portata avanti da una serie di autori, tra cui anche Mario Benedetti, che abbiamo citato proprio ieri. E forse la questione del silenzio non è una cosa così astrusa, il fatto che sia passato anche dalle parole di ieri, per chi c'era, abbiamo accennato insieme a Tommaso Di Dio della ricerca su una parola ultimativa nella poesia di Mario Benedetti. Ora, Stefano ha scelto di intitolare questo libro Distratti dal silenzio, e sicuramente la questione del silenzio è una cosa che non possiamo non prendere in esame. Ora, io cercherò
semplicemente di porre delle questioni che emergono da questo libro e che credo che riguardino non soltanto quelli che scrivono, ma proprio la nostra collettività, in qualche modo, quella collettività quando si ferma un momento a sostare, a pensare a se stessa e a darsi l'occasione di riflettere profondamente sul proprio senso di vivere civile anche, e questo vivere civile passa comunque sempre anche dal linguaggio e quindi attorno a un nucleo di silenzio che viene in qualche modo rotto. Come viene rotto è sicuramente una cosa importante da chiedersi in un momento magari in cui c'è questo brusio di fondo. A me ha colpito per esempio che in un saggio, mi pare dell'89 o dell'86, Stefano, all'epoca trentenne credo, scrivesse qualcosa che potrebbe essere benissimo adatto ad oggi, ovvero il fatto che noi siamo continuamente esposti, no, a una sovraparola, un rumore di fondo, un rumore bianco che ci distrae continuamente, tanto che perdiamo la bussola perché siamo continuamente occupati in altre faccende, affaccendati, siamo occupati da qualcosa d'altro che non è anche il nostro stare in modo attento verso la realtà e verso gli altri. E tutto questo si inserisce in un discorso che ha qualcosa di civile, senza che ci siano poi nella produzione poetica, nell'esito poetico, nulla che abbia qualcosa di chiaramente ascrivibile a quello che in modo anche dogmatico, no, viene considerato poesia civile, cioè bisogna per forza affrontare certi temi affinché, o usare certe parole affinché una poesia possa essere considerata poesia civile. Questo è un paradigma che credo sia stato rotto ormai da molti anni, quando è stato detto ogni poesia è una poesia civile, ma Dal Bianco si è anche interrogato apertamente su questo, però vorrei cercare di fare un discorso con te anche su questo. Una frase che mi ha colpito molto in riferimento al silenzio, e poi ti farò una domanda anche sulla distrazione, perché fai una riflessione molto interessante, appunto è uno degli ultimi saggi, quindi mi pare del 2015, rispondendo a una domanda durante una conferenza. Dici: la lingua non è una cosa come un'altra. Il fine della poesia è dimostrare, coltivare, esaltare la misura di silenzio che c'è nella lingua e nelle nostre vite. Il resto è accessorio. Ora, lo dice bene anche Enzensberger, no? Ulteriori motivi per cui i poeti mentono, una poesia molto bella che dice che il moribondo non pronuncia la parola morte e la felicità non pronuncia la parola felice. Quando sono felice non pronuncio sono felice, quando sto soffrendo difficilmente trovo le parole per dire questo. Il silenzio nelle nostre vite è quella parte di vissuto forse più profondo, talvolta trascurato, che ci portiamo dentro e che non ha più trovato ultimamente, forse col crescere della civiltà occidentale, trova sempre meno spazio per anche essere custodito, per cui un silenzio che è necessario, a volte è dolente, ma di cui non riusciamo più a prenderci cura, come se dovessimo eliminarlo, allontanarlo e quindi riempire continuamente il nostro fare, il nostro pensare con qualcosa, con qualunque cosa, che sia un'immagine su un social o che sia una chiacchiera, uno scambio che in realtà non dice niente. Il silenzio delle vite, appunto la poesia che si fa traghettatrice del silenzio della vita e del silenzio del linguaggio, quindi qualcosa che sembra un paradosso, in realtà sembra impossibile, sembra non posso portare con la parola il silenzio, eppure in quelle sospensioni, in quel motivo per cui uno va a capo, succede qualcosa che forse ha a che fare con questa scrematura e questa serietà e rispetto anche verso noi stessi, come depositari di qualcosa che va oltre il commercio con la gente, come direbbe Cavafis. Per cui non è una vera domanda, è soltanto una riflessione
su questo, e magari ti direi se vuoi dire qualcosa, anche se appunto parliamo di silenzio. Uno spunto, grazie. Grazie Azzurra. Ecco, volevo dire tante cose, me le sono già dimenticate tutte, aiuto. Sì, hai detto il silenzio del linguaggio E della vita. e della vita. Ecco, io aggiungerei una roba fondamentale, anzi prima di tutte queste che hai detto, il silenzio della natura. Cioè c'è una frase in un saggio famosissimo di Walter Benjamin, che a me è sempre piaciuta molto, che dice la natura è triste perché è muta. E credo che proprio il compito della poesia sia questo qua, cioè sia quello di dare voce alla natura in qualche modo. Cioè io credo che non ci sia proprio poesia se non c'è un tipo di rapporto con la natura e soprattutto con il silenzio della natura. Voglio dire, per quanto mi riguarda, io devo dire che scrivo pochissimo, anche per questo motivo, perché ormai perché per scrivere c'è bisogno di una serie di condizioni. Una delle condizioni è la solitudine, quasi sempre totale o quasi totale. Un'altra è che tu devi essere almeno da una settimana che non stai pensando a nulla di importante, che non hai lavorato, non hai fatto cose, e probabilmente e anche devi avere almeno, diciamo, una settimana davanti di far niente, cioè devi essere sostanzialmente libero di testa e possibilmente in un contesto, quindi solo, libero di testa e in un contesto naturale. Quindi questa condizione si crea molto raramente, potete capire, si crea sempre meno spesso. Ed è appunto il frastuono del mondo, che a un certo punto mi è venuto in mente, cioè mi è sembrato che si sia un po' invertito il rapporto normale che c'è. Cioè, allora, per scrivere, perché esista la poesia, bisogna fare un silenzio interiore. Quindi non c'è poesia senza silenzio interno. Le occasioni di rumore, di disturbo, di distrazione anche in qualche misura, sono sempre di più. Per cui una volta, fino a qualche decennio fa, si diceva devo conquistare nella mia vita, devo conquistare quei momenti di silenzio per poter captare delle cose dalla natura o dall'esistenza e poterle mettere giù in scrittura in qualche modo. Mi sono reso conto che questa cosa negli ultimi anni non vale più. Mi sono reso conto su di me che questo rumore del mondo ha intaccato anche le menti, le teste dei poeti e quindi non lo cerchiamo più, facciamo molta più fatica a cercarlo questo silenzio. Non perché non abbiamo la possibilità, ma perché siamo come tutti gli altri, abbiamo il nostro cellulare, abbiamo il telefono, abbiamo la televisione, abbiamo internet, abbiamo tutta questa cosa che ci bombardano costantemente e questo spazio di silenzio ormai è proprio come se non lo cercassimo più. Allora la scommessa, mi è sembrato di poter dire a un certo punto che la scommessa è stare in questa distrazione totale che ci permea e cercare di estrarre una dimensione del silenzio e quindi poi quella della scrittura proprio da questa condizione di estrema distrazione. È una scommessa forse assurda, non lo so, e forse lo dico in introduzione di questo libro, cioè forse non è neanche la cosa giusta da dire o da fare, non ne ho la certezza, ecco. Per cui
ora mi fa un po' schifo parlare delle poesie, però sono qua apposta in effetti. Per cui quello che io mi sono reso conto che cerco di fare da parecchi anni è quello di entrare nella lingua di comunicazione, usarla e insinuare nella lingua di comunicazione, quella che avete sentito di queste, almeno le prime 2 poesie sicuramente che ho letto, insinuare questa dimensione del silenzio, non attraverso spazi bianchi, quelli di Ungaretti, ma qualcosa che passi dentro le parole all'intersezione di quella che è un certo ritmo, una certa intonazione e una certa configurazione ritmica, insomma. Per esempio fra le vocali. Allora ho cercato di analizzare che cosa succede fra le vocali. Non ci si pensa mai, ma se bussano alla porta e io dico chi è? Chi è? Sono 2 sillabe, cioè c'è uno stacco, c'è un momento di silenzio fra il chi e la è. Ok? Se invece io parlo con Azzurra e gli dico chi è venuto ieri sera? Chi è? Venuto, ok? Chi è? È una sillaba, non sono 2. Non è chi è di chi quando bussano alla porta. Allora, quello che mi preme far capire che la poesia ha a che fare con questi fatti. Allora, nelle mie poesie io cerco in ogni misura, ma non consciamente, cioè lo faccio ormai in un modo automatico, di insinuare questo stacco fra le vocali, per esempio, è una delle cose che faccio, in frasi che sono apparentemente tranquillamente appartenenti alla lingua di comunicazione. Quindi questa è l'operazione, diciamo, più o meno conscia nel mio cervellino. Quindi insinuare la dimensione del silenzio direttamente nella lingua di comunicazione senza per assurdo che il lettore se ne debba rendere conto per forza, non ha importanza. Ci si dovrebbe sentire una qualche corrente che passa. Questo diciamo dal punto di vista del silenzio. C'è un'accezione non negativa di distrazione che anche a me che è una roba che mi è venuta in mente, che ripeto sempre. È come se ci fossero 2 modi fondamentali di percepire e di tradurre in scrittura questa percezione che abbiamo. Ovviamente i 2 modi non sono mai puri, però c'è un modo che si basa sulla concentrazione. Quindi io prendo questa penna, mi concentro sulla penna, cioè la guardo, focalizzo sulla penna e di questa penna io posso trarre da questa penna un sacco di informazioni utili, inedite, interessanti, fondamentali, descrivendo questa penna. Quello che succede è che però io mi perdo tutto il contesto. Se io mi concentro sulla penna, io a voi non vi vedo più, vi vedo terribilmente sfocati. Come non vedo ciò che mi sta di lato. L'altro modo percettivo è quello distratto, e in questa accezione distrazione non si sta opponendo a attenzione, anzi è distrazione in questa accezione vuol dire attenzione massima e contemporanea a 360 gradi, diciamo, su tutte le cose del mondo. A quel punto io prendo la penna, devo parlare della penna, ma faccio una scommessa terribile che è quella di focalizzare sulla penna e alternatamente, o nel modo più simultaneo che io posso fare, cerco di contemporaneamente vedervi, avere a che fare con le vostre facce, riuscire con la coda dell'occhio a vedere l'azzurra e cose così.
quello che io perdo in intensità di descrizione della penna, in intensità di sensazione del fatto singolo, lo guadagno in una cosa che mi viene da chiamare consapevolezza relazionale, cioè non conta più la penna, conta lo spazio fra me e la penna, lo spazio fra me e voi, lo spazio fra la penna e voi, conta l'aria che si respira, conta ciò che sta in mezzo. In scrittura questo si può tradurre per esempio in una specie di superfetazione di nessi connettivi, come, cioè, perché, e, con, eccetera. Quindi si dà importanza a ciò che sta in mezzo e non all'oggetto in sé. Questa è l'accezione positiva di distrazione, da cui forse è possibile appunto estrarre una dimensione nuova di silenzio. Questa riflessione che hai esposto adesso coinvolge e amplifica quello che avevi scritto appunto negli anni '80, dove dicevi: è pensabile una dimensione silenziosa che nasca dalla distrazione stessa, e non mi sembra casuale il fatto che hai scelto 3 testi di esordio adesso nell'incontro, dove sono scritti a distanza di 10 anni, che è un po' il tuo ritmo di pubblicazione generale. Infatti Stefano Dal Bianco, che è comunque un ricercatore, uno studioso, lavora all'università, ha scritto 4 libri che sono, viste la produzione attuale, anche poco, no? E secondo me è una qualità questa. Però hai scelto 3 testi che parlano di rifrangenze, cioè comunque in qualche modo c'è un vetrino, c'è una perlina, ci sono le braci di una stufa che riverberano dei sensi che partono da una dimensione percettiva per poi entrare nella vita ed uscire fuori in forma di poesia, che sono i 3 punti su cui molto spesso insisti, forse anche in modo non del tutto consapevole, no? Nel senso che tornano questi temi del legame percezione vita scrittura. Io ho trovato molto interessante, perché mi sembra una dimensione politica il riflettere sull'autorevolezza di chi ci sta parlando, nel senso che in questi testi, anche in collegamento con la questione del legame, forse più scrittura vita addirittura che percezione vita, il legame scrittura-vita ci dice per forza che chi scrive ha comunque una dimensione politica, una dimensione esistenziale, e in certi punti del libro fai una domanda che credo tutti i poeti si dovrebbero fare, cioè: a chi sto parlando? Perché io prendo diritto di parola? C'è un pezzo molto bello verso la fine, quindi è un saggio del 2015, che dice: la funzione della letteratura e della poesia si è ridotta a qualcosa di molto simile ai quiz televisivi. L'importante è che il fruitore si riconosca, si possa immedesimare nel protagonista di ciò che legge o vede in TV. Quanto più la soglia è bassa, quanto più scatta il riconoscimento, l'immedesimazione, tanto più che crescono la possibilità che vi sia un apprezzamento individuale e collettivo. Così un libro di poesie funziona se racconta al lettore quello che il lettore già sa, e il lettore non è mai in condizione di imparare qualcosa. Io penso che un'opera abbia il diritto di esistere se ci insegna qualche cosa che vada oltre il genio individuale di chi scrive. Quindi, tornando alla questione della dimensione politica, è vero che conta l'autore, ma conta l'autore in quanto relazione, conta l'autore in quanto il suo stare nel mondo e darsi parola fa sì che si recuperi un pochino quella consapevolezza, forse dei nostri nonni più che nostra, in cui la cultura era un qualcosa a cui tendere, era un valore. Adesso sembra il contrario, cioè io posso parlare perché io esisto, anche se sono ignorante di qualcosa, io ho il diritto di dire. Una volta non era così, basti pensare al rispetto verso i maestri di scuola elementare che potevano avere i nostri nonni,
c'era una riverenza dove era sempre il bambino a sbagliare. Adesso provate ad andare in una scuola e parlare con gli insegnanti come la vedono, perché a volte invece non c'è più questo rispetto anche verso il fatto che chi parla forse è perché sa qualcosa in più, forse non lo sa, però ha qualcosa, cioè si sta occupando anche solo il fatto che se ne sta occupando da più tempo. E non ha nulla di velleitario questa cosa, non ha a che fare con l'ego e con il narcisismo, dovrebbe avere a che fare con un senso di responsabilità, mi dico. E infatti del narcisismo ne parli spesso come qualcosa che comunque è un grande male di questo tempo, no? Per cui la domanda, che non è una domanda, io insomma riprendo dei temi per aprirli con te, è a chi sta scrivendo il poeta oggi? C'ho la mascherina, non si vede che stavo ridendo. Sì, è molto però è anche importante, cioè, di discuterne, perché quello che tu dici quando dici dobbiamo riconoscerci è una cosa che avviene in tutte le arti oggi. Sembra che il valore sia nel fatto che tu mi stai dicendo, mi confermi le mie certezze. E la poesia invece dovrebbe spostare queste certezze, ma se poi non la legge più nessuno o a nessuno va di prendersi carico di quel silenzio di cui facevamo accenno prima, eppure c'è bisogno di questo, cioè quando alle persone a volte mi sembra che non dicano le cose perché nessuno glielo chiede, bah. E se invece ci si mettesse a un tavolo e si parlasse occhi negli occhi, ti accorgi che viene fuori invece la voglia di andare in quel silenzio lì. Ecco, il poeta forse si può andare lì, non lo so, tu cosa ne pensi? Sta ridendo secondo me. Non so ciò che ne penso che tu abbia ragione, cioè che quello che hai detto è tutto giusto, però quando io penso alla funzione propriamente politica della poesia, non penso tanto a questo genere di cose, penso soltanto che l'unico modo di fare politica per chi scrive, oltre in scrittura ovviamente, perché poi si può fare politica nel mondo attivamente, ed è un altro discorso. La scrittura è un'altra cosa, l'unico modo sano di fare poesia civile, nel senso una poesia che miri a cambiare il mondo, è cambiare la testa di chi ti sta davanti, cioè avere qualche cosa da dirgli, fargli prendere contatto con se stesso in qualche modo, cercare di riprodurre quella cosa che avviene quando siamo soli in un contesto naturale, se siamo particolarmente concentrati. Quindi riprodurre in scrittura questo silenzio della natura di cui parlavo prima. Quindi la politica si fa grazie a quel silenzio di cui si parlava, cioè bisogna aumentare lo spazio di silenzio interno di ciascuno grazie alla lingua, che appunto non è una cosa come un'altra, perché non è una cosa come un'altra, do per scontato perché abbiamo, cioè in tutte le tradizioni, noi ce lo siamo dimenticato, ma il Vangelo di Giovanni comincia con delle parole ben precise, cioè, no? In principio era il Logos, il Verbo, è stato tradotto, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Allora, chi ha capito cosa vuol dire questa frase alzi la mano, io no. Cioè non si può capire. Per capire questa cosa bisogna passarci la vita, studiarci intorno, ascoltare che cosa? Ascoltare la lingua. Perché la lingua è Dio? Perché nella nostra tradizione ce lo siamo dimenticato? Perché in altre tradizioni invece, come in India per esempio, è manifesta sta cosa, è ovvia, lo sanno tutti. Riuscire a
contemplare soltanto questo inizio di Giovanni è tantissimo. Se una poesia riesce a sviluppare una contemplazione, una meditazione su questa cosa, che non sia una meditazione fatta di parole, che non sia un discorso, ma sia un silenzio nella lingua, sia un ascolto propriamente della lingua, ha fatto tantissimo e ha cambiato il mondo. Com'è che l'hai cambiato il mondo in quel modo lì? L'hai cambiato nell'unico modo possibile, perché noi possiamo fare tutte le riforme politiche mondiali o locali che vogliamo, ma se noi siamo quei poveretti che siamo, e lo saremo sempre se non raggiungiamo un contatto con noi stessi, se non facciamo quella cosa che Socrate diceva, conosci te stesso, no? E cerchiamo di capire che cosa significa, e qualunque cosa andiamo a combinare nel mondo finirà male, perché non siamo sani di testa noi, cioè siamo dei malati incapaci di fare alcunché e di cambiare il mondo. Per cambiare il mondo dobbiamo sapere noi chi siamo prima. La poesia può aiutare in questo senso. Ci si riesce, non ci si riesce, si lavora per questo, insomma. C'è anche un'altra cosa che dici, che in un saggio del 96 dici: forse i poeti in clandestinità si potrebbero trovare e pensare che stanno lavorando per chi verrà. Partire dal Vangelo è una contemplazione necessaria, il pensiero socratico anche, la filosofia sicuramente lo è, ma noi siamo comunque iscritti in una tradizione, no? Siamo iscritti in una tradizione di cui ci facciamo bene o male carico, non lo so, ci confrontiamo bene o male, ma forse siamo anche tradizione nel momento in cui siamo un pezzo del presente che diventerà per forza un passato, un deposito. Questo deposito sarebbe bello lasciarlo ricco, immagino. Sì, certo. Sì. Sì. Cosa vuoi dire con questo? No, il fatto di non ci diamo mai la prospettiva, cioè la questione di non porsi il problema del dopo non viene soltanto nella miopia delle scelte politiche, viene anche nell'iperprodurre, nel continuare, magari produrre senza fermarsi a pensare a cosa stai facendo e che necessità ha quella cosa lì, non lo so, forse questo tuo anche stare in maniera così trattenuta, no, sul fatto che comunque 4 libri nella storia di un poeta, magari appunto ne verranno sicuramente altri, ma non arriverai a 100, non lo so. No. Anni te lo auguro, però libri forse non fai tempo a scriverli tutti e 96, però questo anche è una cosa di cui non si parla mai, no? Cioè il fatto che lasciare qualcosa, un lascito, un lavorare per chi verrà, secondo me è un bel compito. Sì, questo è un altro dei motivi per cui io appunto scrivo poco perché per scrivere bisogna pensare di avere da dire delle cose, e se tu, non so, io non credo che rispetterò questa cadenza decennale, penso che la oltrepasserò parecchio sto giro, perché l'ultimo libro è del 2012 e proprio non ci siamo al momento. Cosa volevo dire? Cerco di fare un libro quando mi sento un minimo cresciuto io, in grado di comunicare questo punto dove sono arrivato della mia crescita, che magari non è niente di che, però magari posso testimoniare degli sforzi che ho fatto, ecco, una cosa di questo tipo. E quello, quindi quel pezzo che tu hai letto in realtà era un po' polemico, forse tra le righe, con forse neanche tra le righe, forse lì intorno c'era qualcosa del genere. Sì, ecco, c'era anche una tu vena, hai sorpassato con nonchalance.
cioè, è sta cosa dello scrivere poesie perché esiste la poesia. No, non è vero. Cioè, uno nel momento in cui si autodefinisce io sono un poeta e scrivo le poesie, è rovinato. Cioè, come poeta è finito, non sta producendo nulla, non dirà mai nulla. Cioè, nel momento in cui fai qualcosa di decente per te stesso, nel momento in cui, e quindi anche per gli altri si spera, nel momento in cui tu non sai chi sei, non coincidi con quello che fai, non ti ripari dietro una funzione sociale o no, in cui potresti davvero smettere di scrivere, e quello che t'arriva perché ti deve arrivare e non perché esiste la poesia. Allora, siccome invece il contesto della società letteraria e dei poeti è tutta un'altra cosa, allora lì c'era un po' di polemica. Sì, insomma. chiedevi proprio se aveva senso salvarla, se aveva senso, cioè prima di chiedersi, ah sì, come la salvo, ti chiedevi perché la devo salvare, e allora io avevo pensato così. Perché la domanda che ti fanno è sempre: come si fa a salvare la poesia? Non la legge più nessuno, non l'ascolta più nessuno, non gliene frega più niente a nessuno. Io dico: ma perché bisogna salvare questa poesia qua? Cioè, a me non mi interessa, cioè, perché devo salvare la poesia che non mi interessa, che muoia? Cioè, non so come dire. Infatti, allora, se sei d'accordo, io se qualcuno vuol dire qualche cosa, chiedere qualche cosa, lascerei un attimo quello spazio lì, che se nessuno lo vuole fare, intanto ti dico, leggerei qualcos'altro magari dalle tue poesie e chiuderei con questa frase, il mio, diciamo, intervento, che dice: se la poesia non sposa una prospettiva al centro della quale ci siano le persone e la loro essenza, non svolge il proprio ruolo. Questa è la risposta, secondo me, alle domande di prima sul perché va salvata, e c'è poesia che fa questo. Io credo che Seneghe sia un esempio di un attraversamento di tanti poeti in cui c'è la vita delle persone, l'essenza delle persone dentro a quello che viene detto, la cura verso l'altro non generico, potersi guardare negli occhi, no? e conoscere delle persone e i loro silenzi. Per cui mentre lui sceglie, se qualcuno ha una domanda o qualcosa, se no leggiamo. Che ore sono? Ok. Il piano. Quando mi stendo sul tappeto del salotto e guardo in alto, a volte c'è una mosca, a volte un moscerino che volando descrive traiettorie stranamente geometriche, di colpo e di continuo, svoltando con un angolo di solito acuto. E quello che è più strano è che tutto si compie sullo stesso piano ideale, quello parallelo al soffitto e al pavimento dove sono io. Non so perché lo faccia, forse perché così trova il suo cibo, come le rondini, ma perché sempre solo su 2 dimensioni, senza usare lo spazio? Veramente gli basta, e anch'io sono su un piano, il quarto, vivo nella mia fetta d'aria, sopravvivo e quando voglio guardo e respiro dalla finestra. Anzi, ho comprato un tappeto e qualche volta mi ci devo stendere, altrimenti mi sfugge il mio orizzonte. Questa è un'edizione recente e quindi io non trovo le poesie, accidentaccio a me. Lenzuola. Ho 2 lenzuola vecchie di 20 anni
è una federa a fiori che tengo in casa per gli amici intimi, usandole sempre, ma ogni volta pensando e pregando, temendo lo strappo che potrebbe seguire al lavaggio, ogni volta congetturando un utilizzo diversificato dei ritagli, come tendina, fazzoletto, come involucro antipolvere, come sacca per le pantofole. I miei amici non lo sanno che ogni volta un poco tremo a vederli dormire beati nel sudario di un passato solo mio, che ogni volta per loro si assottiglia e ogni volta, grazie a loro, mi tortura. Che poi? Ah. Il sogno della madre. Se state guardando una madre che dorme in poltrona, in un qualsiasi dopopranzo invernale, con il televisore temporaneamente spento e con in casa l'imperiosa pace di una raggiunta storia di famiglia, restate lì, non ve ne andate e copritela con uno scialle. Un regalo di fiori. C'è una dedica che dice al lettore. Sotto il monte, al margine del prato, sotto il torrente di Planaval, non lo dico per vezzo, ho raccolto dei fiori, per ogni tipo 3. Per una persona li ho presi che da tanti anni è morta, eppure ancora forse abita qui e non ci fa compagnia, e dei fiori forse non le importa, né del paese che è cambiato. Nell'incertezza forse li ho raccolti, a 3, con esattezza, ripetendo un brivido. Nell'incertezza di farlo per me, nell'incertezza di volere che tu, che non conosci questo posto, che non ci sei mai stato e che ora leggi il mio diario, vedendo i fiori ti commuova e mi venga vicino e capisca chi al margine del prato abita ancora e con il monte respira e mescola con l'acqua la sua voce e ci sovrasta. Dalla gabbia. Vi sono giorni di debolezza estrema, poiché, dice qualcuno, la pressione atmosferica di fuori, che ha potere sui corpi, essendo bassa, si consustanzia a noi fin dentro il sangue con la sua tenera virtù di morte. Ma altri vi potranno assicurare, e oggi io sono tra quelli, che tutto questo spossamento in certi giorni non procede dall'aria né dal corpo, ma è soltanto dolore di anime costrette, solitudine di molti, vuoto vissuto male, mancanza o assenza di uno scopo. Per la mattina dopo del mio amore, prima che vada al lavoro. Ho toccato la felicità stasera solo perché ero stato via per una settimana intera, senza pensare, lo confesso, più di tanto a voi per tutto il tempo, preso da chissà quali altri pensieri, di spostamento, di lavoro. Mi ero come dimenticato della mia sola fonte di sostentamento, del mio bambino e del mio amore,
prima di aprire la porta di casa stasera. E la stanchezza no, non è svanita in quel momento, ma si è fidata della vostra leggerezza, sciogliendosi per questo in noi o innalzandosi. In questa nostra zona franca, ma non senza memoria, siamo ancora nel momento in cui scrivo e mi allontano, sì, da noi, da casa nostra, ma per poco, per quel tanto che basta a raccontare e ringraziare di leggerezza e vita e di dimenticanza. Questa è una poesia, si intitola Digestione, che parla di una cosa che pensiamo essere una tradizione cristiana, e che è quella di dire la preghiera prima di mangiare. In realtà è una cosa che appartiene a tutto il mondo e a tutte le tradizioni. Mi chiedo cosa m'abbia fatto tanto male, se le patate lesse, il pecorino, il pane o l'acqua stessa troppo fredda, un movimento di sostanze che solo per la mia insipienza, avidità, si sarebbero potute introiettare in un amalgama pacifico, benefico. Così ho capito che non è soltanto verso il cibo cosiddetto materiale che va chiarito il nostro atteggiamento alla luce di una riconoscenza attenta a cosa e soprattutto a come si introietta cibo, esperienza, sensazioni, idee, aria da respirare. Senza la pace di un ringraziamento e l'attenzione che è condivisione, niente verrà digerito nel modo corretto. Il soggetto in questione e tutto il mondo crescerà senza costrutto, contorcendosi la notte per gli effetti di una scorretta alimentazione, di una mancata assimilazione. Teoria della neve. La neve scende bianca sulla profondità opalina dello sfondo, una teoria del niente dopo niente che ci ruba l'azzurro, mentre la nostra mente si sottrae alla sagra del mondo e si fa incline a risonare di sé, a rispecchiare in sé la perfezione della neve. È di ora lo sforzo di inchinarla al niente dopo niente, di allargare lo spazio di dolore, ma sì, senza affezione, coinvolgerlo nel bianco, dove ogni cosa muore, si trasforma. Questo, come vedete, non è un libro, lo sarà nel 2035, forse. Vento d'autunno. Io non so come il vento d'autunno apra alle foglie la loro via di scampo, né so perché sia così facile arrivare alla terra, né come si congiunga il pensiero di noi dal primo piano a ciò che lentamente in fondo al bosco si colora di morte e a ciò che nell'alto dei cieli si prepara per l'anno a venire. Ma non è indifferente
il profilo della luce fra le nubi e qualche foglia del resto viene qui, spinta dal vento, ad accostare i nostri vetri chiusi, come se fosse necessaria una chiamata, una foglia che voli verso l'alto e ci porti con sé in una vita di stagioni. Ultima. Sotto un cielo di maggio. In questa spudorata mattina di maggio, che si direbbe inesorabilmente corrispondere alle rondini, fantasticare di voli necessari al compimento dell'attimo presente, per meglio comprendere il ruolo del vento quando ritarda e l'ulivo qui sotto, al di là della strada, sprigiona la sua forza nell'attesa e vibra di vita immobile. In questa mattinata quasi astratta, dove nessun pensiero giunge a compimento, si fa strada l'idea di un nostro posto qui, un dolore calato dal cielo di piombo che ci atterra e ci libera nel tutto. Grazie. Grazie a Stefano Dal Bianco e ad Azzurra D'Agostino. Non andate via perché siamo subito pronti per il primo appuntamento internazionale del festival. Grazie. Chiedo a Nicola Melis e a Ali Salem di avvicinarsi al palco, grazie.
Bene, siamo pronti per il prossimo incontro. Ora andiamo fuori dall'Italia, in un incontro che abbiamo nominato La poesia del Sahara occidentale incontra il Cabudanne, un appuntamento in collaborazione con l'Università di Cagliari. Nicola Melis incontra il poeta Ali Salem Iselmo. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. È un piacere tornare al Cabudanne de Sos Poetas ed è un piacere farlo in particolare in compagnia di un ospite illustre, un poeta, un intellettuale che viene dal Sahara occidentale e che in realtà è di stanza in Spagna. Ora in questo incontro cercheremo quindi di capire qual è la base culturale, intellettuale della poesia di Ali Salem Iselmo e cercheremo anche di collocarla nella nostra bella isola, perché in realtà di Sahara occidentale si parla in Sardegna da qualche anno, direi non più di 10 anni, in maniera costante. E diciamo che Ali Salem Iselmo è il terzo dei poeti di un'associazione di poeti che ha sede in Spagna, quindi sono tutti diciamo esuli. Il primo che venne fu all'inizio degli anni 10 del 2000, l'Imam Beisha, di cui presentammo anche qualche anno fa il libro in compagnia della traduttrice italiana. Poi venne successivamente Bahar Mahmoud Awah, e ora il terzo componente illustre di questo gruppo di poeti di cui approfondiremo. Poi il motivo per cui si è parlato di Sahara occidentale in questi ultimi anni, a parte un fatto di cronaca, è che esisteva un'associazione che si chiamava Pizzinos de Sumundo, aveva sede a Nuoro e si occupava di portare in Sardegna bambini con disabilità dal Sahara occidentale affinché fossero curati in Sardegna e magari anche per lunghi periodi. E quindi, ripeto, cronaca, diciamo attività umanitaria e poesia. Quindi poesia che si colloca in uno spazio che, nonostante in questi ultimi anni appunto un pochino se ne sia parlato, resta uno spazio un po' lontano, un po' poco conosciuto nonostante tutto. Quindi mi piacerebbe approfondire, prima di passare la parola ad Ali, mi piacerebbe moltissimo individuare il Sahara occidentale, cioè cosa è il Sahara occidentale e dove si trova. Si trova, visto che prima parlando con diverse persone non riuscivano bene a collocarlo geograficamente, una zona appunto del Sahara che si pone, che si affaccia sull'Oceano Atlantico, a sud del Marocco, a nord della Mauritania, diciamo è un po' circondata dalla Mauritania e confina anche con l'Algeria, quindi questo per collocarlo. Gli abitanti di questo luogo sono, diciamo, arabi, ed è una popolazione caratterizzata da una cultura nomade, come vedremo meglio, e la cui storia diventa una storia molto molto travagliata. Questo travaglio comincia soprattutto negli anni 80 del 1800, che sono poi quegli anni che
in cui l'Europa ha deciso di spartirsi il mondo, in particolare l'Africa, e nel 1884 in questa spartizione tra europei anche quegli imperi ormai scalcagnati come era la Spagna, perché ormai era un impero che fu grande, ma nel 1884 veramente, francamente era in ribasso, e nel 1884 viene creata la colonia del Sahara occidentale. In realtà vengono unite 2 regioni dove sostavano queste popolazioni. Quando nel 1960 fu proclamato l'anno dell'Africa, cioè dopo la seconda guerra mondiale, quando le vecchie potenze coloniali, Francia, Gran Bretagna, si resero conto che il mondo stava cambiando, che c'era l'Unione Sovietica, c'erano gli Stati Uniti, e che quella maniera imperialista di intendere il dominio nel mondo doveva cambiare, fu proclamato insomma l'anno dell'Africa, e buona parte dei territori dell'Africa a loro fu concessa l'indipendenza. Fece l'eccezione le 2 potenze coloniali più scalcagnate, se vogliamo, cioè quelle iberiche, il Portogallo e la Spagna. Erano due stati caratterizzati da regimi fascisti e quindi decisero di tenersi i loro imperi. Quindi per arrivare a un discorso di indipendenza o di fine, diciamo, degli imperi iberici in Africa, dobbiamo aspettare addirittura la metà degli anni 70. Quindi in questi territori le popolazioni che avevano visto gli altri territori diventare indipendenti cominciarono una lotta per l'autodeterminazione. Ci riuscirono quasi tutti, nel caso del Portogallo, Capoverde, Guinea-Bissau, Angola, Mozambico. In Spagna, in Marocco, il Marocco del Nord comunque divenne parte del Regno del Marocco, che era indipendente dagli anni 50. Invece questi 2 territori che avevano il nome di Rio de Oro, insomma di Fascia Rossa e Fiume d'Oro, che insieme componevano il Sahara occidentale, non fu concessa l'indipendenza, semplicemente nel 74 la Spagna decise di andarsene, nel 75 si mise d'accordo, nonostante fosse stata proclamata l'autodeterminazione di quel popolo, si mise d'accordo con Mauritania e Marocco affinché si spartissero quel territorio, ma come vedremo in quel territorio c'era una popolazione che non era marocchina, era molto diversa come identità, a livello identitario, culturale e anche linguistico, come vedremo. Pur essendo tutte e 2 popolazioni arabofone, l'arabo ha questa caratteristica, che esiste una lingua araba che è, come dire, una lingua standard, basata sull'arabo classico, e poi c'è un arabo che cambia localmente. Vengono chiamati dialetti, ma per intenderci in Egitto lo parlano decine di milioni di persone, quindi dialetti sono varianti nazionali, ed esiste quindi una variante di arabo nel Sahara occidentale che è molto diversa da quella del Marocco, oltre a tutta una serie di costumi, e quindi questo determinò dei problemi, perché in realtà il Sahara occidentale passò dalla padella alla brace, da un imperialismo spagnolo ad un imperialismo marocchino. L'idea di grande Marocco che avrebbe dovuto occupare tanti territori, anche facenti parte dell'Algeria, mentre la Mauritania, che in realtà è più affine ai Saharawi, dopo pochi anni rinunciò a questa idea, anche perché il popolo Saharawi, forte dell'idea di autodeterminazione concessa all'ONU, non a casaccio, costituì una repubblica, la Repubblica Araba Socialista Democratica, che dovette mettere base non nel Sahara occidentale ma nel deserto algerino, proprio perché i marocchini, con un evento che la retorica nazionale e nazionalista marocchina dipinge come un momento eroico di liberazione dagli spagnoli, la Marcia Verde in realtà per i Saharawi è un momento drammatico, perché rappresenta l'arrivo di decine di migliaia di marocchini che all'estero vogliono dare l'idea di essere dei liberatori e che in realtà per la popolazione autoctona sono degli invasori. Quindi la RASD, la Mauritania va via e si arriva quindi a una guerra
che è la guerra prima di indipendenza dal Marocco, che diventa di guerra di resistenza rispetto al... prima dalla Spagna, voglio dire, poi dal Marocco. Nel 91 si arrivò a un cessate il fuoco. Questo cessate il fuoco determinò l'arrivo di una missione ONU, che si chiama MINURSO, che doveva avrebbe dovuto portare a un referendum per chiedere alla popolazione locale: ma volete far parte del Marocco o volete essere uno Stato indipendente? Chiaramente nel momento in cui arriva sempre più gente dal Marocco, la divisione demografica viene variata. Poi per il resto le parole che tornano in mente e che magari avete sentito, ma non in relazione al Sahara occidentale, ma un'altra parte, sono intifada, muro della vergogna e territori occupati. Normalmente pensiamo alla Palestina, in realtà c'è anche un'altra parte del mondo in cui questi territori ricorrono. E perché mi sono dilungato in questo discorso storico? Perché se non avessi fatto questo discorso, questa introduzione, sarebbe stato più difficile capire l'ambito e la radice, la base culturale in cui si muove, nasce e si sposta, dobbiamo dire, Alissalem Selmu, che è un autore cosmopolita che dal campo già da piccolo va a Cuba, ve lo dirà meglio lui, a studiare, come molti saharawi, perché Cuba sosteneva il diritto di autodeterminazione dei popoli, un po' come anche la Libia di Gheddafi, che all'epoca era per l'autodeterminazione dei popoli, e anche i palestinesi, soprattutto il fronte popolare. E quindi lui nasce nel Sahara occidentale, si muove a Cuba e ora abita in Spagna, quindi in questo senso è proprio cosmopolita, un incontro, è il frutto di un incontro di valori, di costumi, usi diversi e di lingue diverse, perché appunto lui è un autore arabo saharawi e adesso ci racconterà un po' la sua biografia sulla base di quello che vi ho detto, quindi chiederei ad Ali di parlare della sua biografia. Ho chiesto di parlare in spagnolo piuttosto che in arabo, così è più facile che qualcuno capisca. E quindi prego, Ali. Hola. No, ecco, sì. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Alissalem Selmu. Soy un poeta y escritor saharaui. Y como bien ha dicho Nicola, nací en el Sáhara Occidental cuando era provincia española en el año 1970. Y entonces a partir de allí España entregó el territorio ilegalmente a través de los acuerdos tripartitos de Madrid en 1975 a Marruecos y a Mauritania, desoyendo la resolución de las Naciones Unidas y del Tribunal Internacional de la Haya, que reconocía el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces España, en contra de lo que decía las Naciones Unidas y el derecho internacional, decidió dividir un territorio cuya soberanía pertenece al pueblo saharaui y no a Marruecos, ni a Mauritania, ni a España, sino al pueblo que habita ese territorio, que es el pueblo saharaui. Entonces yo nací en esa provincia española, conocida como el Sáhara Español, en una ciudad en la región de Río de Oro, conocida como Dakhla, Villa Cisneros en español, y luego Marruecos empezó a bombardear el territorio con bombas de napalm, fósforo blanco, desapareció como cerca de 500 personas y miles de personas huyeron hacia el este, hacia la ciudad de Tinduf, en el suroeste de Argelia, y a partir de ahí se inició una guerra por parte del Frente Polisario, Movimiento para la Liberación de Sagi al-Hamra y Río de Oro, movimiento que defiende la independencia del Sáhara Occidental. Y entonces luego pasé a los campamentos de refugiados saharauis siendo un niño,
perdí mi casa, me fui con mi padre, con mi madre, y entonces con 11 años, junto con muchos niños saharauis, 500, nos marchamos en un barco de la Unión Soviética desde el puerto de Orán hacia la isla de Cuba, y allí yo estudié la primaria, la secundaria, el bachiller y la universidad en Santiago de Cuba, en la Universidad de Oriente. Me licencié en periodismo y traducción, y luego volví a los campos, trabajé en la Radio Nacional Saharaui, y más tarde pues vine como un traductor con niños saharauis que pasan las vacaciones en Europa. Mi chiedo, state capendo? Volete una traduzione? Si capisce? Benissimo, poi se ci sono problemi di comprensione chiediamo magari potete interrompere e ci soffermiamo. Disculpa. Sí, y esta es un poco mi biografía. Entonces, soy una persona que se ha educado en el bilingüismo. En mi familia hablaban español desde pequeño porque era provincia española. Mi padre trabajaba en una empresa española y entonces yo en la escuela empecé a estudiar español. Hassani es la lengua de mi madre, es la lengua derivada del árabe y el antiguo bereber que hablan los Sanjaya del Sáhara Occidental y Mauritania. Y luego también estudié árabe clásico y me eduqué un poco en el bilingüismo, y a partir de ahí pues empecé a escribir relatos, poemas. Tengo varios libros publicados, por ejemplo, La luz de 4 velas en el Sáhara es un libro de relatos cortos, estilo de novela corta, editado por una editorial que se llamaba África en Barcelona. Y luego tengo este libro, una antología poesía editada en Francia por la editorial L'Atelier du Tilde de Lyon, y entonces traducida por una poetisa, escritora francesa, Mig Wiener, que vive en París. Y luego también tengo este libro de poemas, La música del Siroco, editado también en Zaragoza por una editorial de allí de Zaragoza. Y nada, y eso es un poco a lo que yo me dedico, a la literatura, a la poesía, a la palabra hablada. Y mi experiencia del exilio, en cierta medida, fue un aliciente, un motivo, una razón extraordinaria que me obligó a buscar la palabra en mi interior y a escribir y a transmitir un poco mi sufrimiento y mi inquietud como ser humano. Eso es, y más o menos esa es la breve biografia. Beh, non molto breve, diciamo poco banale, ecco. Diciamo quindi potete capire che dunque lui ha fatto gli anni della scuola, era poco bambino, diciamo da 1982 al 95 a Cuba, sì. Quindi dalla scuola diciamo primaria fino all'università a Cuba, come pure anche altri poeti della generazione, come vedremo dopo. E quindi già da subito potremmo dire che certi temi, le composizioni di Ali sono sicuramente delle composizioni che riguardano un po' un discorso di lotta, quantomeno di resistenza, di pazienza anche, perché sicuramente c'è un tema, l'esilio e l'esilio dal Sahara occidentale, appunto a questa parte del Sahara algerino che è veramente, ripeto, invivibile. E poi c'è il distacco dalla famiglia, perché nel momento in cui deve andare via dalla famiglia va a Cuba, insomma è dura, e poi appunto questo esilio che continua in Spagna, quindi c'è questo tema della nostalgia che comunque riporta sempre al discorso della cultura e della letteratura saharaui, che ha i suoi temi forti. Non so se Ali vuole parlarcene, per esempio la Khaima, il Frig, sono elementi della cultura nomade che provengono da una tradizione letteraria basata sulla oralità e che adesso sta conoscendo una forma scritta. Vuoi parlarci della tradizione, cos'è la Khaima, per esempio? Bueno, el pueblo saharaui, como la mayoría de los pueblos nómadas que siempre han habitado el desierto del Sahara,
desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, pueblos como los Bidán, que son los pueblos que habitan el Sáhara Occidental y Mauritania, los Tuareg que habitan el Sáhara Central y otros pueblos que habitan, digamos, Egipto, la región del Nilo, del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se han caracterizado por la tradición oral, porque la tradición oral emana, digamos, en cierta medida del canto, de la poesía que se desarrollaba en el interior de la jaima. Porque en el interior de la jaima nosotros aprendimos a escribir en una tabla de madera. Entonces, un maestro antiquísimo del desierto lo que hacía era coger, digamos, carbón vegetal y machacarlo con una piedra, le echaba un poco de grasa de oveja o de cabra, y entonces, digamos, ese tinte hecho de carbón vegetal, con él escribía en una tabla de madera. Entonces los demás niños venían con una tabla de madera y aprendían allí a escribir, a leer poemas, etcétera, etcétera, y de allí, digamos, nace lo que es la tradición oral saharaui. En cierta medida, allí se escribieron los primeros poemas del gran poeta saharaui, conocido como Sheikh Mohammed el-Mami, que escribió Kitab el-Bediya, el libro del nomadeo, y ese libro, digamos, sirvió en el Tribunal Internacional de La Haya para decir que el Sáhara era de los saharauis, no era de nadie más. Ese libro era una obra proveniente de la oralidad, de la poesía, de la historia, de todo eso, parecida en cierta medida, no sé cómo describirlo, de la tradición de la Ilíada o del Gilgamesh, o de toda esa tradición oral recogida en cuentos. Pues Kitab el-Bediya recogía una serie de historias, de poemas, y de allí, digamos, nace la mayoría de la tradición oral. Luego también la tradición oral se caracteriza por las escuelas itinerantes, las escuelas que van moviéndose de un lugar a otro, porque la escuela existía en función del ganado, de los camellos, de los dromedarios, del pasto, del agua. Entonces, el maestro llevaba sus alumnos o sus estudiantes 100 kilómetros al este, 100 kilómetros hacia el oeste, hacia el norte, se iba moviendo, y de allí, digamos, también en cierta medida nace la tradición oral nómada y la poesía oral nómada. Luego existía la tradición de escribir en cuero, digamos, los poemas, los textos, etcétera, etcétera, y luego también en tablas de madera, y luego también existe la tradición de aprender un poema de memoria, un hijo, y luego su hijo, y de un nieto, tataranieto, etcétera, de generación en generación, y el poema se queda grabado, la historia se queda grabada. Por eso en el Sáhara existen grandes personajes como Shertat. Shertat es un personaje que se mueve entre los animales, entre la fábula y entre la parte humana. Y Shertat simboliza la avaricia, el miedo, la envidia, la codicia, etcétera, etcétera. Y a través de él se cuentan una serie de historias que representan el sentido de la oralidad. Quindi Ali ci ha parlato della ricca tradizione letteraria saharawi, appunto una tradizione basata tipica di una popolazione nomade, che poi non l'ho detto prima, l'origine del popolo saharawi addirittura risiederebbe in Yemen, dove appunto i Bani Hassan si sarebbero mossi attraverso tutto il deserto del Sahara in epoca remota. Parliamo, c'è chi dice già dal VII secolo, ma in realtà X-XI secolo d.C. E quindi si porta questa tradizione di letteratura nomade, orale, che poi conosce l'interazione con altre popolazioni nomadi del deserto, che sono quelle berbere, Tuareg, e che appunto, come diceva, trovano anche una forma scritta, quella un po' precaria, di tavole di legno e via dicendo, e che comunque non è una cultura statica, anzi è molto dinamica, tant'è che ci sono degli eroi della tradizione letteraria saharawi,
diciamo più recenti, tipo Sheikh Al-Mami, che ha scritto questo libro. Il libro Kitab al-Badia, il libro del nomadismo, è proprio una specie di esaltazione della cultura letteraria nomade con i suoi personaggi. Come vi diceva, questo personaggio che a seconda delle situazioni passa dalla forma umana a quella animale a rappresentare poi tutti i difetti e i pregi umani. E mi preme sottolineare che lui parlava di bilinguismo. In realtà la lingua araba, come dicevo prima, già di per sé ha una specie di suo bilinguismo interno, la diglossia, per cui certe volte la variante locale si differenzia moltissimo dall'arabo classico. E quindi verrebbe quasi da dire, normalmente le persone arabofone non sono d'accordo, che è quasi un trilinguismo. E quindi le matrici letterarie sono appunto in questa lingua, la lingua araba classica Fusha, che è una lingua che si porta una tradizione letteraria scritta enorme, ok? Quindi le qasida dell'arabo classico le trovate in forma scritta ovunque da secoli, mentre quelle della variante di arabo locale è la Hassaniya. La Hassaniya in realtà in certi momenti trae in prestiti dal berbero, Sanhaja diceva, e via dicendo, cambia molto ed è anche abbastanza difficile da comprendere per una persona che magari abbia studiato l'arabo classico. Quindi diverse matrici letterarie, poi c'è a un certo punto la loro generazione avrà matrici letterarie basate sul castigliano, quindi sia quelle americane di Cuba, ma anche quelle proprio della Spagna. E infatti non so se vogliamo già parlare della Generación della Amistad Sahrawi, il gruppo di poeti fondato, di cui lui è cofondatore insieme ad alcuni dei personaggi di cui vi ho parlato prima. Cos'è la Generación de la Amistad Sahrawi? Bueno, la Generación de la Amistad Saharaui es un grupo de poetas y escritores saharauis exiliados, la mayoría de ellos en España, y entonces es un grupo que comparte la experiencia de Cuba, porque todos fuimos niños de la guerra del exilio y luego crecimos en Cuba y todos estudiamos en universidades cubanas. Entonces, a partir de allí compartimos la experiencia de la Radio Nacional Saharaui, en la que trabajamos juntos, y al trabajar juntos en una emisora de radio, nosotros nos encargábamos de la hora en español en la Radio Nacional Saharaui, porque la Radio Nacional Saharaui tiene sección en árabe clásico, sección en Hassaniyya y otra sección en español. Y nosotros hacíamos la sección en español. Y a partir de ahí, pues escribíamos poemas en nuestro tiempo libre y compartíamos poemas. Y de ahí nació la idea de una generación de poetas, porque compartíamos la edad, éramos generación desde de los años 70, exiliados, niños del exilio, y luego también habíamos compartido la experiencia cubana, y luego nos unía el vínculo del español como lengua, como bilingües, y del Hassaniyya. Y a partir de ahí, pues, todos decidimos ir a España, a exiliarnos en España para abrir un poco el tema cultural saharaui, dar a conocer la poesía, la literatura saharaui en universidades europeas, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en Eslovenia, en Italia y muchos países, digamos, europeos y latinoamericanos. Y entonces, en el año 2005, fundamos la Generación de la Amistad, hicimos una foto al lado del monumento de Don Quijote de la Mancha, allí en el centro de Madrid. Y entonces esa foto, digamos, fue en el año 2005, en el verano del 2005, y a partir de ahí empezamos a escribir antologías en común. Tenemos muchas antologías publicadas, por ejemplo esta que he citado, Generación de la Amistad, publicada en Francia, en Lyon, por la editorial L'Atelier du Tilde. Tenemos otra antología publicada en el Reino Unido por la Universidad de Leeds, se llama también 31, 31, y también fue traducida por la universidad y publicada. Tenemos una antología también publicada en Uruguay, tenemos otra antología también publicada en Venezuela,
y también algunas que otra antología, muchas publicadas también en España. Y entonces la generación de la amistad nos une sobre todo la poesía, el exilio y las dos lenguas en las que nos movemos entre el hasanía y el español. Somos varios chicos y dos chicas. Una se llama Zahra Hasnawi y la otra chica Sukeina. Y los demás somos chicos. En total somos 9 poetas de la generazione dell'amistà. Mi verrebbe da aggiungere che se voleste avere un breve sunto, una breve idea di chi sono e come compongono i poeti della generazione dell'amistà Sahrawi, nel numero 347 della rivista Poesia, che era quella dell'aprile 2019, c'è un bell'articolo di Giulia Maltese, che poi è una persona esperta proprio di poesia Sahrawi, soprattutto in lingua spagnola, ci ha fatto una tesi di dottorato e in questo articolo c'è proprio una foto di tutti loro e c'è una breve antologia di poesie. Quindi se vi dovesse capitare, Poesia numero 347, aprile 2019. Quindi in estrema sintesi l'obiettivo della generazione, possiamo dire, è parlare, raccontare il Sahara occidentale dal punto di vista dei Sahrawi, perché molto spesso poi capita che sono altri a parlare del Sahara occidentale, invece loro ne parlano utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione, cioè laddove la lingua del conquistatore diventa uno strumento per ampliare, quindi loro si impossessano della lingua spagnola, non sono colonizzati linguisticamente dal mio punto di vista, ma al contrario sono loro che si impossessano di quello strumento, la lingua del colonizzatore, per farla diventare propria e continuare a parlare dei loro temi, quelli di cui parlano sia in Hassaniya che in lingua araba classica. E quindi se voi leggete le loro composizioni, e dopo andremo a vederle in lingua spagnola, non pensate di trovare una versione Sahrawi di letteratura spagnola. Abbiamo detto che sono ispirati anche a vari autori, José Martín cubano immagino, altri Machado spagnolo, vari autori, però mantenendo forte la loro identità Sahrawi. Ecco, forse prima abbiamo dato un po' per scontato, quando dicevamo Jaima, mi sembra che non l'abbiamo definita. Il termine Jaima indica la tenda, ma non la tenda da campeggio. Stiamo parlando di quella tenda mobile delle popolazioni nomadi che un insieme di Jaima compone un villaggio Frig. Quindi tutti questi termini diventano fondamentali per l'identità Sahrawi. Quindi la Jaima è il luogo in cui ci si riunisce, come diceva prima lui, nella tradizione orale, i nonni, i figli e i nipoti, e attraverso l'attività dentro la Jaima si tramanda la tradizione orale Sahrawi, che essendo dinamica arriva appunto nella sua forma moderna in lingua spagnola. Io dico la verità, mi sono avvicinato agli autori Sahrawi principalmente dal punto di vista musicale, quando negli anni 90 c'era anche il gruppo delle mujeres, delle donne Sahrawi, che avevano girato tutto il mondo, l'Europa, con Mariam Hassan, la grande cantante ormai defunta purtroppo. Quindi Jaima, Frig, sono tutti termini che diventano fondamentali per stabilire poi anche il distacco dalla Jaima e dal Frig, quindi l'esilio, il dramma umano, la sofferenza, la separazione dalla famiglia, quindi una situazione tipica dei Sahrawi è che magari la madre si trova in uno dei campi rifugiati nel deserto algerino, magari il padre è all'Ayun nel Sahara occidentale, magari il figlio uno lavora in Mauritania e l'altro è emigrato in Italia o in Spagna, dico bene? E quindi mi viene da dire, ma quindi questo è corretto dire che la poesia Sahrawi è una poesia di lotta, di lucha, è una poesia militante, è corretto? È una pregunta, una domanda. Sí, la poesía saharaui es una poesía de lucha, es una poesía comprometida con la lucha del pueblo saharaui, con los derechos humanos, con los derechos sociales,
y con la propia identidad del propio pueblo saharaui. Tener en cuenta que cuando Marruecos entró al Sáhara Occidental, intentó acabar con el Hassaniyya, que era la lengua dialectal nuestra. En el año 2010, no sé si lo habéis leído en las noticias, Marruecos quemó cerca de un campamento de 20.000 personas con más de 2.000 jaimas y prohibió construir las jaimas en el Sáhara Occidental. Es un intento de aniquilación cultural, de asimilar a un pueblo, de destruir sus raíces, de negar su existencia. Entonces nosotros como poetas saharauis existimos en la medida en que nuestro pueblo existe, existimos en la medida en que nuestra lengua existe, existimos en la medida en que nuestra identidad prevalece, en que la identidad saharaui, la identidad proveniente de siglos y de miles y desde la prehistoria, desde los bereberes Sanjaya, desde los árabes Beni Hassan, desde la llegada de los primeros europeos españoles a la península de Río de Oro, todo ese mosaico de lenguas, de grupos humanos, llegados desde el sur, llegados desde el norte, llegados desde el este, llegados desde el océano, desde el mar, son los que componen la identidad del pueblo saharaui, un pueblo árabe, bereber, de raíces nómadas del desierto, cuya religión, digamos, es un islam, pero es un islam sufí, es un islam que vive en detrimento con la naturaleza, es un islam espiritual en la que cualquier monje sufí saharaui reflexiona con el desierto, con la naturaleza, y a partir de allí pues tiene su visión, su parte espiritual. Y esa es la identidad nuestra. Y entonces nosotros como poetas del exilio, como poetas que defendemos esa identidad, pues creemos que en fin, que nuestra poesía nace como un grito contra el dolor, con un grito contra la barbarie y un grito a favor de la libertad y a favor de la existencia de un grupo humano singular como el pueblo saharaui, que siempre ha habitado el Sáhara Occidental y cuyos rasgos fundamentales son la jaima negra, en la que nosotros vivimos, que está compuesta de varios flish, que está hecha de la lana del dromedario y la cabra negra, que tejían las mujeres en un trabajo comunitario conocido como tuiza, de la que hacían bolas, madejas, y luego hacían hilos y cosían cada hilo para hacer una jaima de una familia. Y luego también nos caracteriza el dromedario, el animal que llegó hace 2000 años, introducido por los persas en el norte de África y que domesticaron los bereberes del Sáhara Central y llegó al Sáhara Occidental. Ese es un elemento de identidad. Con él nosotros nos desplazamos, nos orientamos con las estrellas, con el cielo, y luego también un elemento fundamental es la darra, que es una ropa indumentaria toda de color azul y el turbante negro. Y todos esos son elementos que llegan desde el sur, desde la parte sur de África, de grupos como los Bambara, los Fulani, los Sonique, que también tienen una relación, por supuesto, con los nómadas del Sáhara Occidental y demás. Y entonces, brevemente, nuestra poesía defiende lo que acabo de explicar ahora y estamos comprometidos con la cultura, con la identidad, con la lengua, con las raíces de un pueblo que es el pueblo saharaui. Questa era una domanda che Questa era una domanda che mi premeva molto, anche perché capita magari di intrattenersi con colleghi magari del Dipartimento di Lingue. Io vengo da Scienze Politiche, dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, quindi per me ha tutto un contenuto in qualche modo politico. Quindi quando sento, no, ma questa letteratura, non mettere in mezzo la politica, è qualcosa che veramente non sopporto, perché comunque una visione politica non intendo partitica, ma intendo politica, c'è sempre. Nel caso poi della poesia saharaui, appunto è una poesia di lotta, quindi mi premeva molto sottolineare questo, che letteratura e polica possono addirittura andare a braccetto e la politica diventare un motivo di ispirazione.
questo piuttosto non ho l'orologio. Come siamo come tempi? Che ore sono? Un quarto d'ora? Allora, dunque, c'era un'ultima cosa che mi premeva prima di passare alla lettura e eventuali domande. Cioè, c'era una polemica con l'Istituto Cervantes. Voi sapete, l'Istituto Cervantes corrisponde più o meno all'Istituto Italiano di Cultura, però ovviamente per la Spagna. E la generazione dell'Amistad Sahrawi, ma anche altri intellettuali sahrawi, portano avanti una istanza nei confronti dell'Istituto Cervantes. Vuoi parlare della polemica? Sí, digamos que nosotros respecto al Instituto Cervantes es un instituto que enseña la lengua española a nivel internacional, como la Alianza Francesa o como por ejemplo el Instituto Italiano de Cultura, eso, como otros institutos, la Casa Latinoamericana y otros institutos de carácter cultural. Entonces nosotros como pueblo que hablamos español, hablamos hasanía, somos un pueblo bilingüe, reclamamos al Instituto Cervantes poner una sede en el Sáhara Occidental para enseñar el hasanía. Entonces esa sede implicaba un reconocimiento de la República Saharaui por parte del Reino de España, cosa que España, debido a las presiones de Marruecos y de otros países, no quiere hacer un reconocimiento a su lengua, porque al final nosotros lo que intentamos es defender la lengua del colonizador, no intentamos defender otra cosa, porque esa lengua al final forma parte de la cultura saharaui, del acervo saharaui y de nuestra identidad, y además esa lengua sirve como nexo, como unión entre nosotros y los pueblos latinoamericanos. De hecho, nosotros conocemos poetas como César Vallejo, poetas como José Martí, como Nicolás Guillén, como Rubén Darío, como Borges, como Gabriel García Márquez y otros tantos poetas latinoamericanos, sobre todo gracias a la lengua española. Eso no quiere decir que nosotros no leamos poemas de Sheikh Mohammed el-Mami, que cantó al desierto y contó cuántos granos de arena tiene el desierto, por ejemplo, Sheikh Mohammed el-Mami, o de Sidi Mohammed el-Gasri, o de Beyibouh, grandes poetas que cantaron al mundo nómada. Entonces nosotros defendemos realmente que el Instituto Cervantes abra una sede y entonces facilite un poco el reconocimiento del español en el Sáhara y el reconocimiento a la literatura y a la poesía saharaui. Pero nosotros tenemos la esperanza que a través de nuestro trabajo, algún día, como salió el boom latinoamericano, también podrá haber también un boom de escritores y de creadores y de poetas saharauis que realmente defiendan la presencia de la lengua española en el Sáhara Occidental. Cosa que Marruecos ha intentado aniquilar la lengua española en el Sáhara Occidental y poner la lengua francesa, porque hay que tener en cuenta que Marruecos fue colonia de Francia y entonces lo que intentó en el Sáhara Occidental es poner los pueblos con nombre en francés. Por ejemplo, Dakhla se escribe D-A-J-L-A y entonces él cogió y lo escribe en francés, D-A-K-H-L-A. Y eso es un intento de assimilazione, di aniquilazione della lingua, della storia. E quindi sembra incredibile, ma addirittura in questa lotta tra un Marocco che occupa il Sahara occidentale non è più solo tra varianti di arabo marocchino con la lingua hassaniya, ma addirittura imponendo l'uso del francese a scapito dello spagnolo. Quindi torniamo a quel discorso che facevo prima, che poi le lingue dei colonizzatori possono diventare strumento delle lingue dei colonizzati. Allora abbiamo pochissimo tempo, quindi non so, sono previste domande? Allora facciamo le letture. Può fare una domanda? Certo, naturalmente. Sì, chiaro. E è compreso tutto. Ecco, in queste letture infatti vogliamo dare un'idea anche a livello, audio, della differenza della musicalità di questa poesia. Quindi la prima, cominciamo da quella che è stata tradotta in italiano da Giulia Maltese. La leggerà prima Ali in spagnolo, poi però chiedo nel frattempo a Domenico
che si è offerto. Domenico domani presenterà il suo libro alle 22:30, Voice Waves, il suo libro, e si è offerto, ecco, scusa, e c'ho i fari qua, e quindi vuoi la rivista o ce l'hai? Allora la legge prima lui in spagnolo, poi tu. Bueno, yo voy a leer la versión en español y la otra versión en italiano la va a leer el compañero, que no conozco su nombre. ¿Cómo te llamas? Domenico. Eso es. Entonces yo voy a leer este poema que está publicado en este libro que se llama La música del siroco. El siroco es el viento que corre de arena en el desierto, que tapa los ojos de la gente, de los dromedarios y demás. Lo conocéis, muy bien. Muy bien. Bueno, dice, decirles, es el título del poema, decirles que la tierra no es de ellos, que la gente no es de ellos, que las piedras necesitan ser libres. Decirles que el desierto solo conoce a los nómadas, dueños del sol y el viento, que el ayun duerme para quedarse sin sentido, que quien niega será negado por la ternura de esas voces melancólicas y sedientas. Decirles que no hay más espera que la espera del reencuentro renacido del polvo de la libertad. Muchas gracias. Sogni. Sogni dall'altezza irraggiungibile, galattici, impossibili, che rimbalzano contro i muri dell'impotenza. Sogni che crescono, abbandonati dal destino, allattati dai tersi petti dell'ignoranza. Sogni che sognano sentieri che si biforcano al sorgere del sole. Sogni che marciscono furtivamente sulla soglia del presente, condannati a soccombere sotto il peso dell'incertezza. Sogni che vagano, clandestini, peccando a notte fonda, e si confondono con i folletti e gli spiriti del nulla. Bei sogni che mi fanno credere nella poesia, innocenti, fragili, umili, indifesi sogni di tutti i miei giorni. Ringraziamo Domenico. Adesso Ali vorrebbe leggere un'altra poesia. In quale lingua? In Hassaniya e luego la traduzione in castellano. Ok, quindi la leggerà nella lingua, appunto, nella variante di arabo, la Hassaniya, e poi nella sua traduzione in castigliano, in spagnolo, che ha fatto lui stesso. Bueno, el poema es de un poeta mauritano que falleció en el pasado siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, en los años 50. Este es un gran poeta de la zona sur de Butilimit, se llama Sidi Mohamed al-Ghasri. Y entonces él cantó una región de dunas y de oasis llenos de palmeras, y donde pastan muchos dromedarios, muchas vacas, donde hay también cocodrilos de la prehistoria que se adaptaron al desierto, en esa zona del centro de Mauritania, del Tagant. Y entonces él iba sobre su dromedario, como un jinete que cruza el desierto, y entonces cuando veía el paisaje, pues empezaba a escribir en su tabla de madera. Y entonces escribió un poema que se titula Poema del Tagant. Y dice en Hassaniya, luego leeré la versión en español. حد أصيل في تجانت شام
نافذها لاقي عنها عام، واعمل بالياليه والايام لين الحق منها بالمنين، عادوا يبانوا له روس اخشام، اكده تقانت متحدين، ينباعوا يقباوا في القمام، وهما زاد لا مشيوفين، يطرالوا شي يقلب لفام، قولان وكون اللي في الحين، ولا يبقى شو قدرس مقام، ولا يبقى في العينين خزين، ولا يبقى منصور في الكلام مجاوى الفاظ ومنظومين، ويبقى ما ود حق تراب، ما هي كيف تراب أخرزين، ولا حق اللي زاد أحباب ما هم كيف أحباب آخرين. Y entonces voy a leer la traducción que yo he hecho personalmente a este gran poeta que admiro mucho. De él aprendí mucha lengua hasanía y aprendí un poco también la nostalgia al desierto, a los lugares de acampada. Porque los nómadas siempre cantaron a las montañas, a los lugares que habitaron, tenían mucho amor hacia la tierra, arraigaban mucho en la tierra. Y cuando veían un sitio seco, donde ya no había llovido y ellos estuvieron hace muchos años, pues eso les producía cierta nostalgia y esa nostalgia siempre derivaba en la poesía. Entonces, poemas del Tagant en español, traducido. Inevitable será la vuelta al Tagant, a mis raíces. Hacia allí me dirijo, después de un año. Los días y las noches se alternan. El camino se hace más corto. Los picos de Ahsham empiezan a ser visibles, desafiando las montañas del Tagant. Aparecen y desaparecen en la bruma, pero son visibles. En ese momento desaparecen las palabras de mi boca y quiero expresarme en ese instante. Revive la nostalgia de los recuerdos de mi interior y brotan las lágrimas de mis ojos, encontrando el lenguaje de los versos. Entonces habré cumplido con una tierra que no existe en ningún otro lugar y con unos seres queridos jamás vistos. Muchas gracias. Va specificato che in Mauritania si parla la stessa variante di arabo, la Hassaniya, e così si spiega perché l'autore era mauritano. Adesso cosa ci leggi? Un autore, c'è sempre una tua composizione in arabo, sì. Una qasida. Sí, y aquí un poema mío en árabe clásico y en español. Entonces voy a empezar por la versión en árabe clásico que es distinta al Hassaniya. Y entonces el poema en árabe clásico se titula Ard Ariya. من الأرض العارية تولد قصص الحرق صفح الحياة تصبح شفافة التلال تبقى رمال العذراء الصمت كلمة هادئة الطريق هو بصمة لا نهاية لها الرجل ينتظر النجم الأول فتح يديه إلى السماء ومن داخل عينيه لقد ولدت الأضواء وصبح ظل الحنين وصبح ظل الحنين يبحث عن ظل الحنين. شكرا جزيلا. Y entonces la versión traducida aquí al español es tierra desnuda. De la tierra desnuda nacen ardientes historias. Las páginas de la vida se vuelven transparentes. Las colinas guardan la arena virgen. El silencio es una palabra quieta. El camino es una huella infinita. El hombre espera la primera estrella. Abre sus manos al cielo y del interior de sus ojos nacen las luces que buscan la sombra de la nostalgia. Muchas gracias. Come dicevo prima, uno dei termini ricorrenti è quello di intifada.
Voy a leer el poema Intifada, que está en este libro, La música del Siroco. Y entonces, la Intifada es una sublevación pacífica que ocurrió en el Sáhara Occidental en el año 2005. Y nosotros, como poetas, quisimos solidarizarnos con ese canto a favor de los derechos humanos, de la paz, en contra de la opresión y en contra, digamos, de la violación de los derechos individuales, lingüísticos y colectivos del pueblo saharaui. Y dice el poema, Intifada: las tristes tinieblas arderán en el nombre de la inocencia. Ya no se apaciguará la lámpara encendida, que se transforma lentamente en una luz rebelde y sabia. Iluminará el trayecto hasta el final y volverán a surgir los hombres vestidos con palabras que el viento transforma en un enorme eco lleno de libertad. Desaparecerá la opresión y el llanto de la rabia se tornará en grito de la alegría. Muchas gracias. Forse abbiamo dimenticato di sottolineare che dopo il cessate il fuoco del 1991 la resistenza saharaui ha cessato di essere armata, quindi la popolazione si è, diciamo, ritirata nei campi profughi, ha cominciato a subire la repressione e quindi è venuto un po' quel valore che è noto come sabr, la pazienza in attesa che si arrivasse al referendum, che non è ancora arrivato. Non so, come tempi, come siamo? Finito? يعني 5 دقائق. Vamos a leer un poema sobre el exilio. Vale, hay un poema aquí sobre el exilio que se titula El viento húmedo del mar. Y entonces a mí este poema me recuerda cuando yo era niño en la ciudad donde yo nací, Dakhla, y entonces esa ciudad es una península que está, digamos, mirando el océano Atlántico y en la que yo de pequeño corría y jugaba con los demás niños y de ella salí con 8 años y nunca volví. Y entonces este poema me recuerda un poco esta ciudad. Y dice, el viento húmedo del mar. En las olas azules encontré restos de la arena de mi infancia. El mar me llevó a la ciudad imaginaria, a los escombros del pasado. Allí estaba mi casa, engullida por la arena, carcomida por el tiempo. Mas yo necesito volver, tocarla por última vez, susurrarle las palabras que dejé entre sus paredes, cuando me despedí aquella vez con las lágrimas del niño que corría mirando gaviotas mientras sus manos tocaban el viento húmedo del mar. Muchas gracias. Grazie mille, shukran jazilan Ali Salem. Ok, grazie. Finisce qui. Sì, se ci sono domande per chi volesse rimanere e farle ad Ali Salem, ci siamo, Mariangela, non so. Io ho sentito parlare di questo muro che esiste Sahara sud-occidentale e a cosa serve? il muro della vergüenza. Bueno, el muro del Sáhara Occidental tiene una historia, como todo, como esta ciudad en la que estamos y como todo. Entonces el muro fue construido por el ejército marroquí en los años 80. Y entonces ese muro lo construyeron, digamos, desde el norte del Sáhara, desde la ciudad de Mahbes, limítrofe con Argelia, y luego fueron bajando a la ciudad de Amgala, luego fueron bajando a la ciudad de Ausert, y luego lo llevaron hasta el Atlántico, al norte de Mauritania, cerca de Cabo Blanco, donde está la ciudad de Nouadhibou. Es un muro de largo
tiene 2.700 kilómetros, tiene 5 millones de minas y tiene más de 100.000 soldados y tiene blindados del ejército marroquí y tiene radares por todo el largo. Y entonces ese muro divide al pueblo saharaui, a los saharauis que están en el exilio, en la zona controlada por la República Saharaui y en los campamentos de refugiados. Y luego la otra parte está bajo la ocupación de Marruecos. Por ejemplo, mi padre vive en la ciudad de Dakhla, ocupada por Marruecos actualmente. Mi madre vive en el norte de Mauritania, al sur del muro, en la ciudad de Nouadhibou. Mi tío, hermano de mi madre, vive en los campamentos de refugiados en Argelia, a la parte noreste del muro. Y yo vivo, por ejemplo, en el País Vasco y entonces el muro es una herida, realmente es una herida física, es una herida geográfica y es una herida en el alma, en el interior, en el corazón de cada saharaui. Porque el Sáhara nunca tuvo ningún muro, era un desierto de nómadas libre, en el que podías ir hasta Mauritania, Mali, hasta el Sáhara Central, hasta la zona de los Tuareg, y hoy un muro impide la libertad de movimiento en el Sáhara Occidental. Allora, mi verrebbe da aggiungere che in realtà il muro a cui si sono ispirati i marocchini fu un muro costruito dall'esercito israeliano all'indomani della guerra dei 6 giorni nel 1967 e poi questo sviluppo del muro del Sahara occidentale a sua volta è servito da esperimento per quell'altro muro, quello lì più famoso se vogliamo in Palestina. Ecco, questo sono sentito il dovere di aggiungerlo. D'altronde esiste un forte legame tra il Marocco e Israele per quanto riguarda le tecnologie anche militari e diciamo l'intelligence e via dicendo. E l'Arabia Saudita pure, perché è il grande alleato del Marocco. Quindi Arabia Saudita, Israele e Marocco che sono grandi alleati storici. Paesi arabi che sostengono i Saharawi sono, vabbè, la Libia, l'abbiamo detto, ormai non esiste più la Libia, l'Egitto comunque è a favore, perché questo lo si può vedere facilmente per ciò che concerne l'Unione Africana. L'Unione Africana riconosce la RASD, infatti il Marocco ha problemi con l'Unione Africana, però nell'Unione Africana prevalgono certi paesi, sono i grandi stati africani, uno di questi è sicuramente l'Egitto. Come dicevo, ovviamente in Palestina non viene vista bene la politica marocchina nei territori occupati saharaui, per esempio. E quindi sì, ci sono. Questa domanda serve anche a far capire che la retorica dei giornali del mondo arabo monolitico, in cui non ci sono differenze, è una cosa stupida, anche l'idea di un Islam monolitico. Evidentemente l'Islam di per sé non è un fattore che possa consentire una unità così monolitica, che non esiste infatti. Tante domande? Forse no, non vedo. Possiamo acquistare qualche libreria? Si è portato qualcosa? Non ne ha portato purtroppo. Dobbiamo trovare un editore che sia disponibile a pubblicare in italiano le sue poesie. Ce le abbiamo di Imam Beisha in italiano, adesso aspettiamo le poesie in italiano di Ali Salem Selmu. Se puede comprar este libro, pero por internet se puede pedir a la editorial One Africa por internet, La luz de 4 velas en el Sahara. En internet hay una página web y entonces en la página web lo puedes pedir y te lo mandan por correo. Gracias. Ok, grazie. Alla prossima. Ci vediamo dopo per Nicola Verdi.